Bene ragazzi, facciamo qualche parola prima di iniziare ufficialmente. Avete notato che quando si spengono alcune luci, questo significa, ve l'avranno detto i vostri docenti, maestri e professori, che bisogna iniziare a stare in silenzio. Questa è una regola del teatro. Poi in teoria dovrebbero spegnersi tutti, ma questa volta no, perché è un cinema-teatro e per l'evento di questa sera non serve che si spengano tutti, perché è bene che vediate chi ci sarà sul palcoscenico e chi ospiteremo da remoto. Da remoto ormai è una parola che immagino sappiate meglio voi che quelli della mia generazione, perché fa parte proprio della vostra vita e della vostra quotidianità. Speriamo di non dover dire più tardi una frase che invece ricordano più quelli della mia età, e cioè Houston abbiamo un problema, perché ci collegheremo con Houston, e quindi insomma dall'altra parte del pianeta, ma non nello spazio, con un personaggio però che con lo spazio ha molta dimestichezza. Sappiate che è davvero un grande onore, una cosa eccezionale avere con noi gli ospiti che questa sera appunto saliranno, uno virtualmente e invece l'altro ospite fisicamente sul palco, perché sono entrambi molto impegnati. Avremo con noi, ve lo spiego subito, una sinologa. Vi avranno spiegato che cosa significa sinologa. Provate a pensare un po'. Sin, ricorda un po' il nome di un paese, Cina, ecco. Una nostra corregionale, anzi lei è proprio originaria di Cemona, che si è appassionata al mondo della Cina e l'ha studiata approfonditamente al punto tale che ne è diventata un'esperta e quindi della Cina non sa solo la storia passata ma sa anche il presente, ha una visione anche di quello che potrebbe succedere, perché quando si studia molto bene una realtà poi di fatto si riesce ad avere anche la capacità, non dico di predire il futuro, però insomma di capire che direzione prenderà quel paese. E per noi è molto importante sapere i paesi che ci stanno vicini cosa hanno fatto, cosa hanno vissuto e come si muoveranno. Quindi avremo l'onore di avere un'esperta della Cina, non solo, è anche scrittrice, divulgatrice, quindi perché racconta un po' come fanno i vostri maestri, maestre, professori con voi, quindi divulgano quello che sanno, la conoscenza che hanno a loro disposizione, la rendono a disposizione di tutti, che è una cosa bellissima. Magari lo apprezzerete forse quando sarete ancora più grandi. E poi quindi parleremo di un fatto tragico che ormai conoscete molto bene perché avete realizzato dei lavori su questo tema, il terremoto che 50 anni fa ha distrutto il nostro Friuli. Da diversi mesi ormai se ne parla a livello nazionale, internazionale. Prima Cassa FVG, che è ideatrice di questo incontro che si chiama Giovedì prima di tutto, nella versione Young Lab, ha ideato questo evento proprio per avere un confronto tra la comunità ed esperti di vari settori del mondo della cultura, del mondo sociale, del mondo della scienza, proprio perché la missione di Prima Cassa FVG è quella di fare un po' da amplificatore alla divulgazione e alla conoscenza, per renderci consapevoli di quello che sta succedendo attorno a noi. Young Lab perché Prima Cassa FVG quest'anno ha deciso di dedicare gli eventi ai giovani. Non so se lo sapete, ma circa un mese fa abbiamo avuto il piacere di ospitare il fisico, anche lui divulgatore e professore Schettini, quello che vedrete sui social, no? Appassionato alla platea, ai giovani. Ha spiegato da un punto di vista fisico che cos'è il terremoto e lo ha dimostrato anche con simpatiche appunto dimostrazioni davanti al pubblico composto prevalentemente da giovani, da ragazzi e da studenti. Però poi che cosa ha deciso di fare Prima Cassa? Ha detto ricordiamo il terremoto, ricordiamo quello che è successo 50 anni fa, però facciamo con un'ottica, da un punto di vista, ecco, cerchiamo di parlare con un linguaggio che possiate capire bene, perché dobbiamo essere chiari. Cerchiamo di coinvolgere i ragazzi perché sappiano che cosa è successo, però capiscano anche il valore dell'impegno. Sapete, ve l'avranno raccontato i vostri professori, maestri, genitori, che da questo fatto tragico è nata un'esperienza positiva. È nato quello che definiscono il modello Friuli. Cioè noi siamo diventati un modello a livello internazionale. Il Friuli, dove tutti si sono rimboccate le maniche e molti sono arrivati ad aiutare il Friuli, hanno messo in piedi un sistema invidiato da tutti e che ci è appunto stato attribuito e è diventato esemplare, cioè è stato un esempio non solo in Italia ma in tutto il mondo. E quindi Prima Cassa ha detto ma sì, coinvolgiamo i bambini, facciamogli capire ai ragazzi e agli studenti qual è il valore anche di avere una società, una comunità così unita, pronta a sacrificarsi anche per gli altri, a impegnarsi. Questo era l'obiettivo che si voleva raggiungere e che è stato raggiunto. Lo possiamo dire che è stato raggiunto perché c'è stata una commissione che ha valutato i vostri lavori,
e ve dico anche questa cosa, si sono molto commossi. Io ho sentito Marzia in particolare spesso e viene anche a me adesso da commuovermi e mi ha detto appunto che le lacrime sono scese. Ed è stato tutto merito vostro, questo significa che state crescendo nel modo migliore. Allora, il tempo è passato, quindi si sono accomodati tutti, anche le autorità, perché pensate, abbiamo il piacere di avere con noi dei personaggioni del nostro Friuli Venezia Giulia, che non hanno voluto mancare a questo appuntamento, proprio per gratificarvi anche con la loro presenza e ascoltarvi. Prima di partire però, guardiamoci questo video che ci racconta in grande sintesi che cosa succederà stasera. Ci sono date che non appartengono solo alla storia, restano dentro le persone, dentro le famiglie, dentro i luoghi. Il terremoto del 1976 ha cambiato per sempre il Friuli, ha ferito la terra, le case, le comunità, ma ha anche insegnato qualcosa di straordinario, la forza di rialzarsi insieme. A 50 anni da quei giorni, Prima Cassa FVG ha scelto di non fermarci al ricordo, ha scelto di coinvolgere i giovani, di ascoltare il loro sguardo. Per mesi centinaia di studenti del Friuli hanno lavorato, studiato, creato, raccontato, hanno trasformato la memoria in idee, immagini, emozioni e visioni del domani. E questa sera accanto a loro ci saranno due ospiti straordinari. Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale. Un uomo che ha guardato la Terra da lassù, portando nello spazio il valore della conoscenza, del coraggio e della collaborazione tra le persone. E Giada Messetti, gemonese, scrittrice e divulgatrice, che nel suo ultimo libro ha raccontato il terremoto del Friuli attraverso la memoria delle famiglie, delle comunità e delle emozioni che ancora oggi abitano questa terra. Due percorsi diversi, ma un unico messaggio: conoscere il passato per costruire il futuro. Perché ricordare non significa restare fermi, significa capire chi siamo e decidere insieme chi vogliamo diventare. Benvenuti al giovedì Prima di tutto Young. Vi raccontavo prima che tra il pubblico ci sono dei personaggi che si sono assunti dei doveri e dei compiti molto importanti, quelli di condurre le comunità, ognuno con il proprio incarico e con le proprie attitudini e specificità appunto istituzionali. Tra loro c'è il vostro sindaco, di qualcuno di voi ovviamente, di chi abita a Gemona del Friuli, il paese più colpito, più distrutto, la comunità che ha vissuto sulla propria pelle nel modo più tragico il terremoto del 76, e con noi il sindaco Roberto Reveland. Buonasera, buonasera, benvenuto. Ben ritrovato, anzi, su questo palcoscenico che in qualche modo le appartiene. E ha visto che platea, ha visto che abbiamo l'onore davvero di avere tutti questi giovani e la loro attenzione soprattutto. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, i pezzi grossi arrivano dopo, è un piacere per conto del Comune di Gemona, qui rappresentato anche da alcuni assessori, portare il saluto al Presidente ovviamente di Prima Cassa Gasparini, al Direttore, a tutte le vostre strutture, all'assessore regionale Barbara Zilli e a tutti voi autorità qui presenti e soprattutto a voi bambini. È stato un anno ed è un anno nel quale ci sono tantissime cerimonie, tantissimi momenti di ricordo, ma è anche un anno nel quale uno dei messaggi che ci eravamo prefissi di dare, di trasferire, è quella consapevolezza di quello che è stato il sisma del 76 alle nuove generazioni e qui sono ben rappresentate dai bambini. Mi fa piacere che questo progetto sia andato avanti, ringrazio anche il Messaggero Veneto con il direttore Mosanghini, perché anche il Messaggero Veneto ha portato avanti queste iniziative e credo che sia compito nostro proprio continuare a ricordare quella che è stata l'esperienza, sia nel ricordo delle vittime di allora, ma soprattutto in quella che è stata la capacità del popolo friulano, che poi ovviamente è diventato anche il padre della resilienza, così come l'ha definita il Presidente Mattarella. Credo che sia giusto che ne continuiamo a parlare perché è stata un'esperienza positiva. Abbiamo capito che non siamo stati lasciati soli, abbiamo tirato sulle le maniche, ma abbiamo capito che tutti assieme si può superare anche momenti di grande difficoltà.
e ascolteremo dopo le parole di Giada Messetti, che è una nostra concittadina, che ci racconterà delle storie tragiche di allora, ma chi oggi può vivere la Gemona di oggi e il paese di oggi sa da dove viene e sa anche dove potrà andare in futuro. Grazie Sindaco. Può rimanere sul palco con noi. Come dicevo, stasera siamo qua e grazie a un istituto di credito cooperativo che crede fortemente nella crescita del proprio territorio, e con noi c'è il suo presidente, il dottor Marco Gasparini. Un piacevole impegno quello di arrivare questa sera qui in questo bellissimo teatro. Bello non solo come struttura, ma bello per i suoi contenuti. Sì, anche da parte mia un ringraziamento e un saluto a tutti voi. È veramente un'emozione vedere tutti questi ragazzi, no, così numerosi, e avete risposto con grande entusiasmo al nostro invito. Vi dico solo due cose. Io facevo parte delle 3 persone che ha visto tutti i vostri elaborati. Ci sono disegni, podcast, avete fatto dei plastici. Veramente è stata una cosa veramente emozionante. Siete stati veramente bravi, tutti i partecipanti. Tenete conto che hanno partecipato 45 classi, quasi 1000 ragazzi, quindi uno sforzo veramente importante, e in particolare diciamo per le primarie. Un ringraziamento al sindaco, padrone di casa, per averci dato la disponibilità del luogo, a Monica, all'assessore Zilli che verrà qui con noi a farci un saluto, al direttore del Messaggero. Veramente un grazie anche a tutte le associazioni di volontariato, no, che ci permettono di utilizzare questi luoghi. Siete veramente bravi, molto impegnati in questo periodo, quindi bisogna dirgli veramente grazie. Io non vi porto via del tempo perché abbiamo tantissime cose da fare, e quindi passo la parola a Monica. Grazie Presidente. Come avrete capito, facendo lavoro di ricerca prima di produrre le vostre opere, all'epoca, 50 anni fa, non esistevano i cellulari e non era così facile comunicare. Però c'erano delle persone, dei giornalisti, e una testata giornalistica in particolare, che ha avuto il talento, la capacità e l'impegno di essere presente da subito per raccontare quanto stava succedendo. E voi capite bene che quanto sia importante raccontare nel dettaglio tutti gli aspetti di un fatto di cronaca, per poi trasmettere anche la necessità di intervento, di aiuti, di sostegno. Come ricordava prima in un'intervista Giada, e anche nel suo libro ci sono stati dei personaggi, Zamberletti in particolare, che si sono spesi fino alla fine per aiutarci. Quindi l'importanza del racconto, della cronaca. Bene. C'era il Messaggero Veneto. Con noi questa sera c'è il direttore Paolo Mosanghini. Che sta vivendo un periodo molto denso di impegni, perché come ricordava prima il sindaco, si susseguono quotidianamente gli impegni, le iniziative, proprio per dare valore a quello che in Friuli è stato fatto. Vero Paolo? Grazie Monica, sì, anche perché oltre i 50 anni del terremoto e quest'anno è anche l'80° anniversario dalla fondazione del Messaggero Veneto. E io devo ringraziare il sindaco e l'amico Revelant, ma ci sono tanti amici qui in platea, e il presidente di Prima Cassa e il direttore che con noi hanno collaborato anche ad altre iniziative, sempre coinvolgendo i giovani. Anche a Udine abbiamo fatto una bellissima iniziativa, riempiendo anche lì una sala molto grande, quindi mi piace. Proprio quando c'è questo binomio che vuole sposare le attenzioni dei ragazzi e d'altra parte anche la suggestione che tutto andrà meglio, tutto sarà risolto, o comunque la vita ricomincerà, no? Quando tornano le rondini, è sicuramente una suggestione che Giada Messetti ha scritto e ha scelto per il suo straordinario libro, ed è anche una suggestione che arriva da un bambino, e quindi la capacità anche dei bambini di vedere le piccole cose per poi appunto entrare direttamente nel cuore, come dicevi tu, anche attraverso gli elaborati, ragazzi, che avete fatto. Alcuni sono davvero fantastici e straordinari, perché dimostrano un animo e così anche
una visione e una capacità introspettiva e anche di elaborazione di quello che vi è stato raccontato, che è veramente encomiabile. Per questo vi ringraziamo, perché così siete sicuramente, noi che abbiamo figli lo possiamo come dire, confermare, siete così una grande speranza, io dico per il Friuli, poi insomma se vogliamo ingrandire diciamo anche per il Paese. Grazie a tutti. Grazie a te Paolo. Vi chiedo di avanzare per poter prego. A favore di pubblico, venite pure avanti. Facciamo parte di una regione, una gran bella regione, una regione a statuto speciale, una regione che, come abbiamo detto prima, è riuscita a costruire in pochissimo tempo e con questo grande straordinario talento un modello imitato. Un modello che è imitato anche oggi, perché è una regione vincente, grazie ovviamente a chi la governa. Con noi questa sera c'è l'assessore alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli. Buonasera Assessore. Buonasera Monica, grazie dell'invito, grazie Presidente per questa meravigliosa platea che siete voi e vi meritate un grandissimo applauso. Siete bellissimi. Vi porto formalmente il saluto della Regione, ma sostanzialmente il saluto del Presidente Massimiliano Fedriga, di tutta la Giunta regionale, del Consiglio regionale, per un momento bellissimo che il nostro territorio vive, grazie a questo impegno importante, certosino, che Prima Cassa ha voluto proporre, grazie alla sensibilità delle amministrazioni comunali coinvolte e di tutti gli istituti e i docenti e le famiglie e voi studenti che siete ovviamente i protagonisti. Grazie perché ha detto bene Paolo Mosanghini, il sindaco e il presidente di Prima Cassa, hanno detto bene. Noi avevamo la voglia insieme di dire che 50 anni non sono passati invano, che hanno trasmesso dei valori che poggiano sulle spalle delle giovani generazioni che siete voi e che questi valori dovevano essere anche un po', come dire, lucidati se volete, perché parlando con i vostri nonni, con i vostri genitori, con le persone che hanno vissuto quella tragedia, sicuramente con la vostra sensibilità, capacità e fantasia e anche con la vostra pazienza, perché i bambini hanno molta pazienza che noi adulti non abbiamo, siete riusciti a tirar fuori cose che forse i vostri familiari, amici e conoscenti e insegnanti non avevano rivelato o avevano dimenticato. E questo è materiale prezioso che voi avete saputo trasformare nei vostri podcast, nelle vostre iniziative, nei temi, in tutto quanto avete messo a frutto, ma che tramanda un filo rosso importante che è il filo della storia del Friuli. E io vi sono profondamente grata per tutto questo e guardo in particolare i vostri insegnanti in questo momento, perché il bagaglio di competenze che avete trasmesso in questa grandissima esperienza è sicuramente qualcosa che tutti porteranno avanti in futuro ed era un po' il messaggio, mi permetto di dire, che Prima Cassa voleva trasmettere con questa iniziativa bellissima. E un plauso profondo e vero a Prima Cassa, proprio perché Abbiamo aggiunto l'applauso. avevo detto applauso, non volevo chiedervi strapparvi un altro applauso, era un plauso profondo e sincero a Prima Cassa perché dimostra ancora una volta di essere una banca di territorio, una banca che valorizza le comunità locali e le valorizza in questo caso partendo proprio dalle scuole, dai più giovani e quindi grazie di cuore perché possiamo essere orgogliosi di tutto quanto è stato fatto, non solo Monica degli elaborati che sono premiati ma di tutti quelli che sono stati vagliati con tanta attenzione e impegno e dirvi che insomma io penso che fra 50 anni non ci sarò. Ma ai miei ragazzi, perché insomma dai, vabbè, chissà, però dico che noi abbiamo voluto chiudere questa
pagina di storia del Friuli in modo alto, con tutte le iniziative che avete visto e che ci saranno ancora quest'anno, per trasmettere a voi questo grande patrimonio e poi appunto lasciare a voi anche il compito di fare un altro passo in avanti tra magari 20, 30 o 50 anni per trasmettere ai nuovi giovani quello che è il miracolo del Friuli. Grazie a tutti. Grazie Assessore. Ci sono dei cadeau per voi che sono realizzati da Prima Cassa in collaborazione con delle associazioni locali. Ci mancherebbe. Della Fondazione Pontello, esatto, dei ragazzi che hanno delle capacità, dei talenti diversi dai nostri. Una bella foto di gruppo. Grazie, grazie, buon proseguimento di serata e ci vediamo più tardi per la fase delle premiazioni. Allora ragazzi, lo sapete, per chi non lo sapesse appunto ci collegheremo a brevissimo e per accelerare i tempi, visto che il comandante Parmitano ha fatto un grandissimo, non posso dire sacrificio, però per ritagliarsi questa mezz'ora ha fatto i salti mortali, questo sì lo possiamo dire, vi chiederei di raggiungerci sul palco i ragazzi che rappresentano appunto le scuole che si sono preparati le domande da rivolgere al comandante. Siamo in perfetta in orario perfetto rispetto alla scaletta che ci eravamo prefissati di seguire, quindi complimenti a tutti, bellissime anche le parole che sono state dette, non c'era retorica, non c'erano frasi fatte, ma c'erano dei veri sentimenti. Allora ragazzi, studiamo insieme, qua adesso la logistica, potete mettervi seduti, potete stare in piedi, sappiate che staremo una mezz'oretta qua, cosa dite? Preferite in piedi o seduti? Tutte in piedi, siete sicure? Sì. Allora mettetevi qua dietro perché poi una alla volta vi passerò il microfono. Ah, perché qualcuno la fa anche in due la domanda? Oppure ha bisogno di chi lo supporta? Come la gestiamo? Prepariamoci prima. Ecco, bene, tu hai capito che il verde sta bene da questa parte, è una bellissima intuizione. Avvicinatevi pure perché vi vogliamo vedere tutti. Non state dietro, non abbiate paura del palcoscenico. Ci sarà anche Piero Sidotti qui tra noi che insegna ai suoi alunni anche il teatro, anzi insegna la scienza attraverso il teatro. Per esempio, scusa non so il tuo nome, non ti si vede, perciò venite pure davanti, non abbiate paura del palco. Poi mi raccomando, quando vi do il microfono, state molto vicini e scandite molto bene la domanda, perché la devono sentire dall'altra parte del mondo. Ok? Va bene? Per esempio, di voi chi parlerà? Ah, ok, quindi tu lo sostieni, perfetto. No, mi rivolgo alle coppie, di voi? Parli tu? Tu? Lei? Sì, non pensiamo diversamente. Tu? Bene. Ok, allora, fino a qui siamo pronti. Adesso però vorrei chiamare sul palco, abbiamo detto che sono due super ospiti, no? Uno è collegato da remoto e uno invece abbiamo il piacere di averla qua. E chi è? Giada Mestetti. Benvenuta Giada, anzi anche a te bisogna dire ben ritrovata perché sei gemonese. Ciao ragazzi. Buonasera, in cinese si dice Ni Men Hao. Ni Men Hao, allora ricambiamo il saluto. Bravi, apprendono subito. Li avremo come angeli custodi, no? Prima di collegarci rivediamo velocemente la scaletta delle domande. Quindi la primaria di Buia, voi sapete già qual è l'ordine delle domande? Cioè, voi siete i primi, poi chi sarà il secondo? La classe seconda di Alesso. Chi è? Voi, va bene. Vi dico l'ordine, così poi dopo voi ve lo ricordate. I terzi saranno la primaria di Resia. Perfetto. Dopodiché ci sarà... Ah, va bene, d'accordo. Va benissimo anche questa modalità. Poi, sempre voi, esatto. Poi la primaria di Tarcento. Ricordatevi qual è il vostro ordine, che venite dopo di loro. Sì. Poi c'è la primaria di Venzone. Voi vi ricordate che voi siete dopo... Perfetto. Dopodiché c'è la secondaria di primo grado di Venzone, la classe terza. Quindi voi sarete dopo di loro, la dinamica è sempre quella. E poi invece la secondaria di primo grado di Tarcento, la seconda C. Ci siete voi quindi venite dopo?
Dopo di chi? Bravi, ecco, non ho colto nessuno impreparato. E dopodiché avremo la secondaria di primo grado di Forgaria del Friuli. Benissimo. E in fondo invece la secondaria di secondo grado Magrini Gemona. Quindi vedo... Eccoli appunto. Perfetto, allora direi che siamo pronti. Giada, siamo pronti? È la prima volta che tu senti Luca Parmitano dal vivo? Così da vicino sì, Sì. sempre vista solo in televisione. È un personaggio che ti affascina alla stregua del mondo della Cina? Moltissimo, perché io penso sempre che la Cina sia un altro pianeta, quindi, E quindi quindi c'è un collegamento, diciamo. Bene, con Giada ovviamente parleremo più tardi, racconteremo non solo del libro, ma proprio di questa sua passione che la lega alla Cina. Pensate che sua nonna già lo sapeva che si sarebbe appassionata alla Cina. Chi ha letto il libro di Giada l'ha scoperto, perché il nome Giada che cosa evoca? Giada è la pietra preziosa più importante che c'è in Cina, cioè proprio ritenuta preziosissima. Non so se ce l'avete presente, è o verde oppure c'è anche la giada bianca che è ancora più preziosa. E mia nonna ha scelto questo nome. Ai miei tempi giade ce n'erano pochissime, cioè quasi non esisteva come nome di persona. E chissà se veramente dietro questo legame c'è un fondamento di verità. Fatto sta che insomma Giada è una pietra preziosa della Cina e Giada Messetti si è appassionata al mondo della Cina. Chiedo ora ai nostri tecnici che sono stati bravissimi alla regia se vogliamo provare a collegarci, visto che mi confermate che sono le 18:30? Se 18:29 meglio. Proviamo. Così guadagniamo un minuto in più di collegamento. Comandante, mamma mia che emozione, benvenuto. Lei ci vede? Saggio. Allora, ci siamo persi la sua prima battuta, vediamo se riusciamo a recuperare quello che ha detto. Lei continui pure a parlare, così nel momento in cui... Eccoci! Ragazzi, è vero, non è una registrazione, proprio lui c'è anche scritto sulla maglietta. E in collegamento da Houston, non proprio dall'altra parte del mondo, però quasi. Comandante, l'abbiamo già presentata prima, non vogliamo rubare tempo alle domande che le faranno i nostri ragazzi. Lei sa già che appunto loro sono stati chiamati a realizzare dei lavori per ricordare un fatto tragico che ha colpito il nostro territorio appunto 50 anni fa. Siamo diventati un modello, esattamente come lei è un modello di riferimento per i nostri ragazzi. Il modello Friuli perché ha saputo ricostruire, ha saputo rinascere e ha saputo essere esemplare per quello che è riuscito a fare in meno di 10 anni. Dicevo che lei è un esempio per tutti noi, per in particolare le 2 missioni di lunga durata che ha compiuto. Lei è stato praticamente un anno lontano dalla Terra. E che cosa ci vuole raccontare prima di partire con le domande a raffica una dietro l'altra? In realtà il mio primo pensiero è di ringraziamento per l'invito. Ringrazio il presidente e il direttore che mi hanno invitato a questo evento e che sono credo presenti in sala, ma soprattutto ringrazio tutti i ragazzi per il loro impegno, per presentare il futuro in un momento di commemorazione di un evento estremamente complesso nel passato. Loro rappresentano il futuro con il loro lavoro, con la loro fantasia, con il loro sforzo. Quindi è giusto premiarli, è giusto premiare soprattutto la loro fantasia, la loro vitalità che ci spinge a pensare al futuro. Quindi sono davvero contento di essere qui. Non vi voglio raccontare nulla perché non sono qui per me, ma sono qui per voi, quindi sono pronto a rispondere alle vostre domande. Partiamo subito allora. Partiamo con la primaria di Buia, la classe quarta A. Io sono Anna Vogric. Quando hai scoperto di avere questa passione per lo spazio? Ciao Anna, è uno dei ricordi più vecchi che ho. In realtà ero un bambino molto piccolo
che ero appassionato di cartoni animati giapponesi che parlavano di volo spaziale, di fantascienza e contemporaneamente, sto parlando degli inizi degli anni '80, è stato un periodo storico in cui si ritornava a volare nello spazio con lo Space Shuttle, che forse voi non conoscete, è stata una macchina molto, molto importante per la storia del volo spaziale, e quindi la mia passione per lo spazio è nata molto molto presto e poi si è concretizzata negli anni, quando sono entrato in Accademia Aeronautica, quando sono diventato un pilota e poi un pilota sperimentatore e infine astronauta. Bene, seconda domanda, ragazzi, pronti? Presentatevi anche, così il comandante sa chi siete. Io sono Nicolò e vogliamo sapere se vi siete mai scontrati con un meteorite mentre eravate nella stazione spaziale. Ciao, che bella domanda, una domanda molto interessante. In realtà no, non è mai successo per adesso. Noi abbiamo documentato dei microimpatti, cioè piccolissimi micrometeoriti che colpiscono la stazione e lasciano minuscoli crateri che sono visibili. Li documentiamo fotograficamente o in video, quindi sappiamo che succede, ma fino adesso non hanno mai creato alcun tipo di danno permanente. In realtà per quelli che si chiamano spazzatura spaziale siamo in grado di traccarli, di individuarli, ne conosciamo le orbite, sappiamo seguirli e in caso di problemi possiamo cambiare l'orbita della stazione proprio per evitare questo tipo di impatti. C'è anche una seconda parte della domanda e gliela pone? Io sono Nicole. Oppure riuscite a schivare quelli che vi arrivano addosso? Esatto, come dicevo a Nicolò, cara Nicole, è proprio così. Quando pensiamo che l'orbita di uno di questi oggetti che sono in orbita possa intersecare in qualche modo l'orbita della Stazione Spaziale Internazionale, siamo noi a cambiare la nostra orbita in modo da toglierci di mezzo ed evitare problemi. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicole, io e la mia compagna Ilenia rappresentiamo la scuola primaria di Resia. Le vorremmo porre una domanda. C'è un aneddoto divertente, inaspettato che le è successo in missione spaziale? Allora sì, sono successi tanti eventi divertenti, tanti aneddoti simpatici, ma quello forse più famoso, che ho raccontato tante volte anche in un libro, è stata una volta in cui nella mia prima missione, quando ero in orbita da poco più di un mese in realtà, quindi ero ancora all'inizio della mia carriera da astronauta, cercavo uno snack per interrompere la mia mattina, per mangiare qualcosa a metà giornata, e trovo un piccolo contenitore, un vasetto di piselli secchi ricoperti di wasabi. Il wasabi, sapete, è una salsa molto molto piccante giapponese, e in quel momento ho pensato, sì, potrebbe essere uno snack appetitoso, uno spuntino. Quindi decido di provare questi piselli e, esattamente come un vasetto di yogurt, strappo la linguetta del contenitore, ma è stato un grande errore, perché quando i piselli c'era un po' di pressione all'interno di questo vasetto, quindi quando apro la linguetta tutti i piselli esplodono in volo, creano un big bang di piselli verdi e mi circondano. Quindi io ho cercato di rimetterli dentro, ma ogni volta che ne mettevo uno ne tiravo fuori due, quindi decido di cominciare a mangiarli, me li mandavo in bocca cercando di mangiarli il più velocemente possibile, ma siccome erano molto molto piccanti mi si cominciano a riempire gli occhi di lacrime, e purtroppo in orbita, a causa dell'assenza di peso, le lacrime non scorrono, ma restano, si accumulano intorno agli occhi. Quindi a un certo punto mi sono trovato accecato con questa nuvola di piselli verdi, fino a quando poi sono riuscito a mangiarne la maggior parte, a tappare quelli che erano rimasti dentro il vasetto e a richiuderlo. Dopodiché il mio unico pensiero era: ma qualcuno mi avrà visto? Fortunatamente non c'era nessuno, le telecamere erano spente, per cui io non ho detto niente a nessuno, solo che poi il sabato
quando siamo andati a ripulire la stazione, i miei colleghi erano lì che trovavano questi piselli nei filtri dell'aria e si chiedevano: ma da dove arrivano tutti questi piselli? E io ovviamente ero all'inizio della mia carriera, ho detto: guarda, non ne so nulla, saranno stati i russi. Ha scatenato l'ilarità della sala, comandante. Da Osoppo, che cosa vorreste sapere invece, ragazzi, e come vi chiamate? Io mi chiamo Lia. E io mi chiamo David. La domanda è: avete avuto paura? Con i piselli o durante la missione? Allora, questa è una domanda molto, molto, molto importante, perché dovete sapere, cari bambini, cari studenti, che la paura è sempre e soltanto una. È non sapere quali sono le conseguenze di un'azione che noi possiamo intraprendere. Ad esempio, quando siamo bambini, tutti noi abbiamo paura di entrare in una stanza buia, perché non sappiamo cosa succede. Io apro la porta, la stanza è tutta buia, può esserci un buco, può esserci un ostacolo, può esserci un mostro. Io non lo so, non capisco quali sono le conseguenze del mio entrare nella stanza buia e quindi ho paura ad entrare. È un sistema di autodifesa per non farci creare problemi dal quale non possiamo tirarci fuori. Bene. Nel momento in cui io accendo la luce all'interno di quella stanza, la situazione non cambia. Cioè, se c'è un buco è ancora lì, se c'è un ostacolo è ancora lì, se c'è un mostro è ancora lì. Ma nel momento in cui lo riesco a vedere, la paura si trasforma, diventa una domanda: come faccio a risolvere il problema? Se c'è un buco, devo girarci intorno, se c'è un ostacolo devo scavalcarlo, se c'è un mostro posso scappare. Quindi la paura è semplicemente la mancanza di conoscenza. Noi astronauti non è che non abbiamo paura perché siamo particolarmente coraggiosi, ma è perché passiamo tanto tempo a studiare, a prepararci, ad addestrarci. La conoscenza è l'antidoto di ogni paura. Quindi la mia raccomandazione per voi che siete ancora giovani, avete tanto tempo di fronte a voi, è quello di studiare, di apprendere, perché più studiate, più imparate, meno paura avrete nella vita. Grazie per questo bellissimo messaggio. Comandante, immagino che abbia capito che ci stiamo spostando tra le scuole dei paesi disastrati dal terremoto. Adesso ci spostiamo a Tarcento. Voi ragazzi rappresentate tutte le quarte della primaria. Chi abbiamo detto che parla? Io. Però il tuo nome? Tommaso. E presentiamo anche la tua compagna. Non ti prego, solo il nome. Vittoria. Vai. Sì. Come ci si sente? Come ci si sente nello spazio? Come si percepisce il proprio corpo sulla Terra dopo essere tornati dallo spazio? Ah, ecco, ottima domanda. Noi quando siamo in orbita siamo in assenza di peso. A volte si dice microgravità, che è un termine per indicare proprio questo fenomeno in cui non sentiamo il peso corporeo. E quindi per chi come me ci ha vissuto per lungo tempo, si adatta a vivere in quella microgravità, in questa assenza di peso. Ed è molto bello perché è un po' come il sogno di Peter Pan, in cui si può volare senza ali, senza un motore. Quando si rientra sulla Terra ci si sente molto pesanti, la sensazione è quella di portare il proprio peso sulle spalle, è come se tutto a un tratto, io che peso circa 80 kg, dovessi caricarmi me stesso sulle spalle e andare in giro, fino a quando il mio corpo non si riabitua al campo gravitazionale terrestre e al peso e si ritorna a vivere normalmente. Però per i primi tempi, il momento in cui si rientra, è proprio un senso di pesantezza. L'altro effetto è quello dell'equilibrio. Quando noi siamo in orbita, il sistema che controlla l'equilibrio del corpo, che si chiama sistema vestibolare, in orbita non funziona perché è legato a dei sensori del nostro corpo che funzionano con la gravità. Nel momento in cui siamo in orbita non funzionano, il nostro corpo smette di utilizzarli
quando rientriamo sulla Terra bisogna un po' riabilitarsi a utilizzare questi sensori, ed è per questo che gli astronauti camminano un po' come i marinai quando rientrano dalle crociere, che sembrano un po' barcollare. Ecco, gli astronauti hanno lo stesso fenomeno, perché il sistema vestibolare deve riabituarsi a vivere in un campo gravitazionale. Quindi ecco, gliela faccio io una domanda al volo, non c'è neanche la percezione dell'umidità dell'acqua allora? O sì? Beh, la stazione è un sistema assolutamente secco, cioè l'atmosfera è molto controllata, ma l'umidità nel momento in cui noi abbiamo dell'acqua e la mettiamo sul corpo, comunque la sentiamo assolutamente. Quello non è limitato dall'assenza di peso. Ci spostiamo ora a Venzone, dove è rappresentata la classe prima. Beh, allora facciamo Tarcento, già che siamo qua. Parla lui. Io sono Samuel e vorrei chiederti cosa mangiate sulla navicella spaziale? Questa è una delle domande preferite da tutti i ragazzi del mondo, perché ovviamente sono curiosi di sapere cosa mangiano gli astronauti. Mangiano pillole, mangiano dai tubi. In realtà il cibo che abbiamo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è molto simile a quello che si può mangiare sulla Terra. Alcuni dei cibi sono preparati in scatola, altri cibi sono precotti e già pronti da mangiare, bisogna solo scaldarli, quindi abbiamo pasta, abbiamo del pollo, abbiamo delle carni. L'unico cibo che è un po' diverso da quello terrestre è quello disidratato, al quale bisogna aggiungere l'acqua e poi aspettare che si ricomponga prima di poterlo mangiare. Ma per chi ha fatto magari campeggio, non è diverso dal cibo che si può mangiare in campeggio, quello in cui si aggiunge l'acqua bollente e poi si ricostituisce. Noi ne abbiamo tanti tipi diversi, in modo da avere più varietà possibile, ma vi assicuro che se vedeste il cibo spaziale lo riconoscereste. E poi ogni tanto, quando arrivano le astronavi da terra, se riescono a portare magari un po' di cibo, un cibo fresco, magari un po' di frutta, magari qualche verdura, qualcosa che possa rimanere un po' di tempo senza rovinarsi. Quindi questo è il tipo di cibo che abbiamo a bordo. Più o meno il nostro menù si ripete ogni 2 settimane. Grazie comandante. Un'altra domanda molto interessante arriva dalla classe prima della primaria di Venzone. Chi ce la pone? Zeno. Tommaso. Tommaso, vai con la lettura. Com'è la Terra dallo spazio? Beh, io vi assicuro questo, ragazzi. La Terra dallo spazio è meravigliosa. Sembra un gioiello poggiato sul velluto nero. Lo spazio è completamente nero, perché quando la Terra è illuminata non si vedono le stelle, e quindi è qualcosa di inimmaginabile. È bellissima, estremamente fragile, perché l'atmosfera sembra una pellicola sottilissima, e quindi tutti gli astronauti si innamorano di questa visione della Terra. Però vi dico anche questo, che la Terra è molto più bella vista da Terra, vissuta da Terra, perché quando siamo in orbita dobbiamo immaginare la neve, dobbiamo immaginare il vento, dobbiamo immaginare gli odori, dobbiamo immaginare la sabbia sotto le dita dei piedi, il mare. Sono tutte cose che non possiamo vivere, e quando siamo sulla Terra noi abbiamo la possibilità di godere di tutte queste cose, ed è per questo che noi tutti abbiamo la responsabilità di proteggere il nostro pianeta, in modo che anche in futuro tutti possano godere delle meraviglie del nostro pianeta. Passo il microfono ora ai rappresentanti della classe terza della secondaria di primo grado di Venzone. Io sono Maya. Io sono Luca. Vai. E noi rappresentiamo la terza media di Venzone. Prima di fare la domanda vorrei dire una cosa che ho scoperto facendo questo laboratorio anche di ricerca su di lei, che ho scoperto che mio padre faceva l'accademia dell'aeronautica con lei. Sì. Incredibile! Come si chiama tuo padre? Lorenzo Cracogna. Bene, bene, sono contento, mi fa molto piacere di trovare un collega. Che hai anche qua nel pubblico.
ci potrebbe raccontare un errore che le ha insegnato qualcosa di importante? Certo, volentieri. Questa è una domanda importantissima. Per questo, oggi siamo tutti spaventati, abbiamo tutti paura del fallimento, come se fosse un dramma, come se fosse qualcosa di proibito, perché voi ragazzi siete spesso sulle piattaforme sociali e sembrerebbe, guardando le persone su queste piattaforme, che tutto è sempre perfetto e che siamo sempre sottoposti al giudizio. Ma vi racconto volentieri il mio errore, perché non bisogna aver paura del fallimento e non bisogna aver paura del giudizio altrui, perché il fallimento è parte della crescita, è parte dell'evoluzione. E quello che è importante è apprendere da ogni fallimento e da ogni errore commesso. Quando ero in orbita durante la mia seconda missione, quindi ero già un astronauta abbastanza esperto, avevo molta esperienza, mi sono ritrovato a lavorare con delle centrifughe. Il mio lavoro era quello di inserire delle fiale all'interno di queste centrifughe per centrifugarle, e quando la prima volta ho trovato la centrifuga, un sistema che conoscevo, mi sono accorto che era un sistema leggermente diverso da quello al quale ero abituato, perché normalmente ero abituato a utilizzare delle fiale singole, invece questo sistema aveva dei contenitori con 3 fiale e un tappo che copriva queste fiale. E contando sulla mia esperienza, senza pensare di dover chiedere istruzioni, perché non ero stato addestrato a questo nuovo sistema, ho pensato bene di andare avanti lo stesso con il programma e di utilizzare la centrifuga senza essere stato specificamente addestrato a questo sistema. Solo che quello che non sapevo era che il bilanciamento era diverso. Quando tu hai le fiale singole devi bilanciarle a 180 gradi o a 120 gradi in modo che tutto sia perfettamente bilanciato. Quando hai dei contenitori multipli, questo bilanciamento è più complesso. Non essendo stato addestrato, io ho dato per scontato di saperlo utilizzare. Quando ho fatto partire la centrifuga, che va a oltre 10.000 giri al minuto, quindi molto velocemente, il sistema ha iniziato a vibrare, mi sono reso conto che c'era un problema, l'ho fermato, ma non abbastanza in tempo, perché ho rotto parte del sistema. Immaginate, ero comandante della stazione, ero molto esperto, rompere una centrifuga scientifica estremamente importante è stato un errore molto grosso. Fortunatamente ne avevamo a disposizione un'altra di riserva e abbiamo potuto salvare la scienza, abbiamo potuto continuare dall'altro lato. Ma ho imparato qualcosa, perché il problema nasceva dal fatto che io non ero stato addestrato, ma avevo dato per scontato che la mia esperienza fosse abbastanza da permettermi di utilizzare il sistema nuovo. Cosa ho appreso? Ho appreso che non c'è bisogno non è necessario contare esclusivamente sulla propria esperienza. Se non si è sicuri è meglio fare una domanda in più, perdere un minuto in più per farsi spiegare come funziona qualcosa, piuttosto che tentare rovinosamente di lavorare in autonomia. E quindi da allora cerco sempre di non dare nulla per scontato, ma di pormi nella condizione di dire: ok, se questo sistema è anche leggermente diverso da quello che conosco, posso fare la domanda, non succede nulla, 30 secondi persi servono a risparmiare tutto il lavoro che servirà per riparare un sistema dopo che l'ho rotto. Ultime 2 domande. Ci spostiamo a Tarcento, dove ci sono i ragazzi della seconda C, secondaria di primo grado. Ciao, io sono Filippo. E io sono Gabriele. Le domande che le facciamo della parte della seconda C è: come ti sei sentito durante l'attività extraveicolare? Sapete ragazzi che per me le attività extraveicolari sono uno degli eventi più interessanti, più divertenti, più esilaranti, anche più complessi, più difficili, ma non per questo meno belli della mia carriera da astronauta. Io sognavo da ragazzino, quando avevo la vostra età, per me essere astronauta era proprio andare in attività extraveicolare con lo scafandro bianco e lavorare all'esterno della stazione. Quindi per me uscire fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale con lo scafandro dell'attività extraveicolare era un sogno che si realizzava, e mi sentivo assolutamente a mio agio, mi sentivo
perfettamente addestrato a compiere il lavoro che volevo fare, era la realizzazione sia professionale ma anche umana di tutto di anni di addestramento e centinaia di ore sott'acqua all'interno di uno scafandro di addestramento per poterlo poi fare in orbita. E anche il privilegio di osservare la Terra dallo spazio, l'universo dallo spazio, senza alcun filtro, perché in realtà davanti agli occhi avevo soltanto il visore del casco, pochi centimetri di plexiglass che mi permettevano di guardare fuori senza alcun filtro e di osservare dettagli di una bellezza indescrivibile direttamente con i miei occhi. Nessuna macchina fotografica può catturare quello che cattura l'occhio umano. Quindi è difficile raccontarlo in poche parole, ma vi assicuro che è la realizzazione di un sogno per tanti versi. Ci spostiamo a Forgaria del Friuli, dove troviamo? Leonardo, buonasera e volevo chiedergli come fa a dormire durante le sue esplorazioni. Allora, dipende cosa sto esplorando, perché devi sapere che io sono stato addestrato sott'acqua, ho passato 2 settimane in un laboratorio subacqueo a 20 metri sott'acqua, sono uno speleologo, quindi ho passato 10 giorni in grotta sottoterra e poi ovviamente ho dormito sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi dipende. In realtà ognuno di questi luoghi ha una cosa in comune, che il corpo umano in generale si adatta nell'arco di circa 2-3 giorni, cioè quando tu vai in campeggio, se ti è mai capitato, magari la prima notte sei talmente stanco che ti addormenti, ti svegli un po' scomodo, la seconda notte fai un po' più fatica, ma già alla terza notte il tuo corpo si è abituato alla nuova condizione in cui ti trovi, magari senza materasso, con un cuscino particolarmente piatto, senza cuscino, per terra, e ti abitui e cominci a dormire. Il corpo si adatta, utilizza nuove sensazioni per dire è il momento di spegnere il cervello e di andare a dormire. In orbita è la stessa cosa, la prima notte è un po' più complessa perché si galleggia, siamo all'interno di un sacco a pelo che galleggia all'interno della nostra cuccetta e noi stessi galleggiamo all'interno di questo sacco a pelo, quindi non abbiamo le stesse sensazioni di quando ci sdraiamo su un materasso con il cuscino, tutte sensazioni che dicono al nostro cervello è ora di dormire. Ma poiché il sonno è indispensabile, il cervello si abitua alle nuove condizioni e manda i segnali al tuo corpo e dopo qualche giorno tu impari a dormire galleggiando, con le braccia che galleggiano, senza un cuscino, senza un materasso, proprio perché il corpo si abitua, si adatta proprio a qualsiasi tipo di situazione in cui ti venga tu a trovare. Chiudiamo con l'ultima domanda, comandante. Mi chiamo Valentina Zampollo, sono della 4ª del liceo scientifico di Gemona. La nostra domanda è questa, un po' lunga, quindi. Negli ultimi tempi alcune dichiarazioni e documenti resi pubblici dalle autorità statunitensi hanno riacceso un dibattito sull'esistenza di forme di vita extraterrestri e sulla necessità di approfondirne la ricerca. Dal suo punto di vista, quanto è importante che la comunità scientifica continui a investigare questi fenomeni per cercare una spiegazione basata su dati e prove verificabili? Inoltre, considerando l'immensità dell'universo e le conoscenze attuali dell'astrobiologia, quali ritiene sia la probabilità che esistano forme di vita al di fuori della Terra e quali scoperte potrebbero aiutarci a rispondere a una delle domande più affascinanti dell'umanità? Allora, sono 2 domande molto molto diverse. Partiamo dalla prima. In realtà quello che gli Stati Uniti hanno rilasciato hanno desecretato quelle che erano le documentazioni sui UFO, che vuol dire Unidentified Flying Object, ovvero oggetto volante non identificato, che può essere qualsiasi cosa. Tutto quello che vola e non è identificato è un oggetto volante non identificato, per cui un qualsiasi cittadino che vede qualcosa che vola e non riesce a identificarlo può rilasciare una dichiarazione sul fatto di aver visto un UFO. Quindi non bisogna confondere UFO con alieno o con oggetto proveniente da un mondo che non sia il nostro.
Gli oggetti volanti non identificati possono avere tantissima natura diversa, può essere un aereo sperimentale, può essere un sistema sperimentale, possono essere palloni aerostatici, possono essere fenomeni atmosferici, oggi possono essere droni di varia natura. I droni hanno la possibilità di muoversi in 3 dimensioni in maniera estremamente rapida, in maniera alla quale non siamo abituati. Droni sperimentali che esistevano anni fa, dei quali non si conosceva nulla, potevano indurre a pensare di aver visto chissà cosa. E il fatto che, se andate a vedere le dichiarazioni che sono state rilasciate, non si è trovato nulla che dia da pensare a questo tipo di possibilità, che sia qualcosa di alieno, non mi sorprende. Perché? E rispondo alla seconda domanda. Io sono assolutamente certo che esista la vita al di là del nostro pianeta, perché la vita è congrua con la seconda legge della termodinamica, quella della entropia. La vita è entropica, è un acceleratore di entropia, quindi è congruo con una legge fondamentale del nostro universo. Per cui, considerando la quantità di stelle nell'universo e la quantità di pianeti intorno alle stelle, la probabilità che esista una vita, che fra l'altro saremmo anche in grado di riconoscere, perché per motivi legati alle leggi fisiche di base, quello che per noi oggi è vita, ovvero una capacità di riprodursi in maniera organica, in maniera simmetrica, in maniera cellulare, è il modo più semplice, per cui dando milioni, miliardi di anni, mettendo gli ingredienti insieme per milioni di miliardi di anni, è probabile, molto probabile, che si generano sistemi di vita, quindi DNA, cellularità, sistemi organici, tessuti e così via. Quindi questo è il primo punto, che secondo me la vita è sicuramente presente altrove. Bisogna poi distinguere dal fatto che questa vita generi anche intelligenza, perché non è detto, se tu consideri quanta vita esiste sulla Terra e quale percentuale di questa vita abbia un'intelligenza sviluppata, è una percentuale molto più bassa. In più andiamo a mettere un altro problema, che sono le distanze, perché le distanze galattiche sono incommensurabili. Non è facile comprendere con il cervello umano quanto sia difficile coprire una distanza interstellare, ma per farvi un esempio, la stella più vicina al nostro Sole, Proxima Centauri, è a 4 anni luce di distanza. Questo vuol dire che se noi fossimo in grado di viaggiare a 1/10 della velocità della luce, ci vorrebbero 40 anni per coprire la distanza tra Proxima Centauri e il nostro Sole. Detto questo, la velocità della luce è un altro limite di questo universo, che va a contrastare la possibilità di compiere viaggi interstellari. Per cui servirebbero tecnologie talmente avanzate che, per quanto mi riguarda, trovo incomprensibile che esistano civiltà aliene talmente avanzate da essere in grado di compiere viaggi interstellari, ma poi per non farsi scoprire da noi. È come se noi osservassimo delle formiche e cercheremmo in tutti i modi di non farci vedere mentre osserviamo queste formiche. La differenza di tecnologia sarebbe comparabile a questo. Per cui, per rispondere a entrambe le domande, per me è indispensabile continuare a investire nella ricerca spaziale e nell'esplorazione, perché è parte della nostra natura di esseri umani. Ma siamo ancora molto lontani dallo scoprire la vita al di là del pianeta Terra, perché non abbiamo alcuna prova all'interno del nostro sistema solare e non abbiamo mai viaggiato al di là del nostro sistema solare. Grazie comandante anche per la sua chiarezza. Ospite insieme a lei questa sera, però reale, non da remoto, sul palco c'è Giada Mestetti, che è una sinologa, scrittrice, nata a Gemona peraltro, che nel suo ultimo libro ha raccontato quello che accadde a Gemona e in tutto il nostro Friuli, gran parte del Friuli 50 anni fa. E anche Giada vorrebbe rivolgerle una domanda. Io avrei 2 domande. Quando la sorprende ancora il suo lavoro e qual è la cosa più importante che le ha insegnato lo spazio? La risposta alla prima domanda è facilissima: ogni giorno. Il mio lavoro non si ripete mai, non ha una routine, fortunatamente, quindi sono estremamente privilegiato. Io vado ogni giorno, entro al Johnson Space Center o al Centro Astronautico Europeo quando sono in Europa, con sorriso sulle labbra, perché è un'avventura nuova.
ho tanti ruoli diversi, faccio tante cose diverse, sono estremamente fortunato dall'essere istruttore per le generazioni più giovani, all'addestrare me stesso per missioni future, allo sviluppare sistemi e procedure per gli astronauti che vanno ad affrontare le loro sfide orbitali. E per quanto invece riguarda la seconda domanda, io non metto mai nulla in graduatoria, preferisco credere nel valore assoluto delle nostre esperienze e pensare che ognuna di loro ci faccia crescere in maniera proporzionale. E perché scegliere un'esperienza che mi abbia insegnato più delle altre? Posso dirvi una cosa della quale sono molto grato di aver appreso in orbita, è quella di vivere il presente. Per molto tempo nella mia carriera, nel mio lavoro, ho vissuto nel futuro, proiettando il mio lavoro e la mia missione in quello che sarebbe successo, dimenticandomi che la vita è nel presente e nel momento in cui sta succedendo, e quanto sia importante focalizzarsi nel creare un ricordo, una sensazione nel momento in cui la si vive, perché alla fine quello che ci resta, l'unica collezione che vale nella nostra vita sono le nostre esperienze, quindi è importante viverle ogni giorno nel momento in cui si fanno, e questo è qualcosa che ho appreso nello spazio. Grazie, avete colto quello che ci ha raccontato il comandante, ragazzi? Ora chiediamo l'ultima cortesia, quella di scattarci una foto che poi manderemo alla testata giornalistica qui rappresentata dal direttore Paolo Mosanghini, e quindi in prima pagina, forse non in prima, ma insomma poco ci manca, ci sarà la sua foto insieme ai ragazzi e insieme a tutti noi, anche al pubblico. Stringetevi ragazzi attorno a noi. Oltre a ringraziare lei, vorrei ringraziare anche Roberta e tutto lo staff dell'ESA che hanno reso possibile, e con lo staff abbiamo costruito appunto questa diretta. Ricordo che la grande disponibilità del comandante Parmitano, perché sappiamo essere impegnato tantissimo. Le sue giornate lavorative quanto durano? Dipende, anche 12 ore. Quindi un doppio applauso per essere stato con noi, per averci dedicato questa mezz'ora preziosissima di grande insegnamento. L'ultima domanda, e così vedrà anche lei dalla sala. Ragazzi, quanti di voi vorrebbero imitare il comandante e fare il suo lavoro? Tante mani alzate, tante mani alzate. Grazie molte, in bocca al lupo, buon lavoro. Viva il lupo, in bocca al lupo a voi. Grazie di cuore. Grazie. Arrivederci, buona continuazione. Grazie. La salutano. Ha sentito il saluto di tutti? Sì. Ragazzi, siete stati straordinari perché avete fatto delle domande davvero molto interessanti e le risposte sono state esaustive, giusto? Siete contenti di quello che vi ha raccontato, fate tesoro di quello che vi è stato detto. Adesso vi potete accomodare perché abbiamo un'altra bellissima storia da raccontarvi. Davvero bravi, coordinati bene, poi insomma per le pari opportunità anche Giada c'erano tutti, no? Non è mancato nulla su questo palcoscenico. No, decisamente. Abbiamo vissuto una passione del racconto del comandante Luca Parmitano e abbiamo la testimonianza di un'altra passione, di più passioni veramente. Grazie a Giada Messetti. Vi siete accomodati? Facciamo una cosa veloce, sappiamo che siete molto rapidi. Bene, vi vedo tutti belli comodi, quindi possiamo partire. Già da più passioni effettivamente, perché il libro del quale parliamo stasera rappresenta una tua grande passione per il territorio e per la conoscenza, sapere, conoscere, per poi divulgare. Quello che hai fatto poi con la civiltà cinese, no? Perché quando sei andata via da Gemona per studiare, stando a quello che hai scritto sul libro, non eri proprio consapevole di quello che avresti fatto e della passione che poi sarebbe nata. Effettivamente poi è nato un fuoco che ancora ti lega con un mondo apparentemente molto lontano dal nostro, quello della Cina. Sì, proprio perché la Cina è un altro pianeta. La Cina è un paese molto diverso dal nostro. Io la prima volta che sono andata in Cina ero piccolina, avevo 20 anni e l'impatto con la Cina è stato tosto perché io sono arrivata in un ostello cinese nel 2002
e un ostello cinese nel 2002 era un posto dove io avevo un letto senza materasso e dove quando mi hanno appoggiato le lenzuola sul letto sono usciti tipo una decina di scarafaggi giganti dalle asti del letto, e quindi io mi sono seduta e ho pianto tipo credo 2 giorni, e dopodiché sono diventata bravissima a uccidere gli scarafaggi, cioè proprio non me ne scappa uno. No, mi fa ridere perché l'episodio del wasabi nello spazio, io ho vissuto una cosa simile col wasabi in Cina, perché voi dovete sapere che allora, la Cina è un paese che fino a 40-50 anni fa c'era 1/3 della popolazione che moriva di fame, era un paese molto povero, quindi i cinesi sono abituati a mangiare praticamente tutto. C'è un detto soprattutto legato alla Cina del Sud, che dice che i cantonesi mangiano tutto ciò che vola tranne gli aerei e tutto ciò che ha le gambe tranne le sedie. Bene, sempre primi anni in cui ero in Cina, un giorno dei cinesi mi invitano a cena, e voi dovete sapere che quando sei ospite, per educazione, insomma, è difficile dire di no. Quindi a un certo punto mi arriva questo piattino pieno di una cosa grigiastra che non capivo cosa fosse, e mi è stato spiegato che era l'interno delle zampe dell'anatra, ok? Con questa salsa chiara. E io, vabbè, mi hanno spiegato, no, devi prendere questa cosa con le bacchette, intingerla nella salsa chiara e mangiare. Che cos'era la salsa chiara? Wasabi. E io credo, cioè, ho rischiato di morire perché ho messo in bocca questa cosa, ho iniziato a piangere, ma cioè a piangere in un modo assurdo perché era piccantissimo. Ovviamente i cinesi tutti contenti perché era molto comica questa situazione, e niente, una delle cose più schifose che ho mangiato nella mia vita, però è lo stesso, ha fatto vedere, il wasabi fa lo stesso effetto in Cina e nello spazio. Questo era per dirvi che ci sono delle affinità. Quindi il primo impatto non è stato proprio così morbido, no? No, perché è proprio un paese proprio diversissimo da noi. Voi dovete pensare che i cinesi non hanno l'alfabeto, cioè noi scriviamo, no? Voi siete a scuola, sia i più piccolini che i più grandi, la prima cosa che noi studiamo quando andiamo a scuola è l'alfabeto, A, B, C, D, E, giusto? Ecco, i cinesi non hanno l'alfabeto, usano i caratteri cinesi, che sono delle specie di disegnetti che rappresentano i concetti. Per esempio, non lo so, la foresta si scrive mettendo 2 alberi vicini. Questo è un esempio che vi faccio. E quindi già questo fa capire quanto poi anche il modo di pensare poi sia diverso, perché la lingua spesso è anche ciò che ci fa pensare. Cioè noi pensiamo come parliamo come pensiamo. E io mi rendo conto che quando parlo cinese il mio modo di usare il cervello è diverso rispetto a quando parlo italiano o inglese. Quindi questa è, secondo me, la differenza principale, da cui poi derivano tutta una serie di altre differenze. E io mi sono innamorata della Cina, con cui ho un rapporto complicato, cioè nel senso che la Cina è un paese difficile anche, però ti permette di fare un esercizio molto importante, perché ti obbliga anzi a fare un esercizio molto importante, perché spesso i cinesi vedono le cose in maniera molto diversa da noi. Quindi anche se io resto convinta di certe cose che penso, cercare di capire perché loro vedono la cosa in modo così diverso è molto utile per aprire la mente. Dopodiché non vuol dire, cioè è un modo di imparare ad ascoltare l'altro. Poi uno può anche rimanere della sua idea, però ascoltare l'altro, imparare ad ascoltare l'altro, secondo me è un esercizio importante in questi tempi, poi in maniera particolare, secondo me. E quindi io, come dico, cioè, mi piace sempre parlare anche con i ragazzi così, perché appunto siate curiosi dell'altro. Cioè, la Cina, ad esempio, è veramente un posto strano per noi, molto strano, proprio... come dicevo prima, è proprio un altro pianeta. In più, la Cina che ho conosciuto io nel 2000, la prima volta che sono andata, quindi 24 anni fa, quindi voi proprio non esistevate nemmeno, è cambiata tantissimo negli ultimi 25 anni. È diventato un paese, una volta era un paese vecchio, arretrato, povero, e adesso è un paese in cui alcune città sono città del 2050,
Quindi alcune città sono molto più futuristiche delle nostre città. Quelle che un po' vedete nei cartoni animati, forse, no? Sì. Rappresentate. Giada, allora c'è stata qualche difficoltà, ma la sorpresa più bella che hai vissuto e che tuttora vivi quando vai in Cina, qual è? È che appunto è un posto dove è pieno di sorprese. Io sono fortunata come parmitano, cioè il mio lavoro, quindi il mio lavoro che poi è quello di scrivere di Cina, studiare la Cina, andare in Cina, fa sì che io impari sempre delle cose nuove, cioè non mi annoio mai, non so come dire, c'è sempre qualcosa che mi stupisce, c'è sempre qualcosa che dico, ah, ma come mai pensano in questo modo? E quindi cerco di capire perché pensano in questo modo. C'è un carattere nuovo che devo imparare, ad esempio la mia parola preferita in cinese è yuan fen, che sono 2 caratteri. Il primo carattere nella scrittura c'ha il filo e yuan fen è un concetto che in italiano non esiste, è un concetto che indica l'incontro casuale ma predestinato tra le persone. E nel primo carattere c'è il filo, che indica che siamo tutti legati e che quindi questo filo c'è e ogni tanto si vede, ogni tanto sparisce, ma noi nella nostra vita abbiamo dei fili che ci legano gli uni agli altri. Secondo me, tipo, questo è una cosa poeticissima, bellissima, che si vede anche proprio già nella scrittura. Allora, tu Giada ci racconti nel tuo libro, riporti delle testimonianze importanti di chi ha vissuto il terremoto, un fatto molto tragico, partendo dalle parole di tua mamma e poi attraverso altre testimonianze. C'è stato un altro fatto tragico molto più vicino a noi, no? È stata la pandemia del Covid che abbiamo vissuto. Ecco, i cinesi come hanno vissuto, a parte il fatto che sono stati additati come coloro dai quali è partito tutto, no? E che magari forse anche così, però sicuramente da una persona da poche, non da tutte, ma tutti gli altri cinesi come hanno reagito a questo fatto tragico? Se vogliamo fare un parallelo tra come hanno reagito i friulani invece al terremoto. I cinesi, cioè, non so se sono 2 cose paragonabili, nel senso che alla fine il Covid è successo come da noi, cioè, nel momento in cui è finito si è un po' fatto finta di niente, cioè si è ripreso a fare tutto come prima senza pensare a cosa era successo. Quindi in Cina, se vogliamo fare dei paragoni, nel 76 proprio, quindi lo stesso anno del terremoto del Friuli, a luglio ci fu un terremoto violentissimo a Tanshan, che è questa cittadina, e in Cina i cinesi sono tanti. Quindi, ad esempio, in quel terremoto lì morirono circa 200.000 persone. Quindi sono numeri che per noi fanno sempre impressione. Ad esempio, a me ridono sempre i miei amici quando io vado nelle varie città e dico no, vabbè, sono andata a Kunming, che è una città piccolina. E quanti abitanti ha? 10 milioni di persone. Pensate che Roma ne ha 3,5 milioni e per noi è una città grandissima. Invece in Cina le città da 10 milioni sono delle città piccole, perché le città grandi hanno 21, 24, addirittura Chongqing ha 30 milioni di abitanti. Quindi provate a immaginare questa cosa anche numerica, per noi è stranissima. Pechino, non so se sapete, è la capitale, no, della Cina. A Pechino c'è una piazza gigantesca che si chiama Tiananmen, che è grande come 11 campi da calcio messi insieme. Provate a immaginare, cioè tu quando arrivi a Tiananmen sei minuscolo, cioè praticamente non esisti, perché è tutto gigantesco, è proprio tutto in un'altra scala. E quindi anche, come dire, anche i terremoti purtroppo, che io tra l'altro ne ho lavorato in Cina per un periodo e facevo una specie di giornalista, aiutavo i giornalisti italiani che lavoravano in Cina, li aiutavo, facevo l'interprete, li accompagnavo a fare le interviste, cercavo le storie. Si chiama fixer questo lavoro. È un lavoro che c'è soprattutto per i media stranieri, però quando si va all'estero anche i giornalisti italiani hanno bisogno di appoggiarsi alle figure locali. E io nel 2008 ho seguito il terremoto che ci fu in Sichuan, che anche lì fu un terremoto, di nuovo, con dei numeri per noi inimmaginabili e spaventosi. Quindi la Cina ha questa
questo gigantismo, chiamiamolo così, che tocca tutti i suoi aspetti, diciamo. Tra l'altro nel libro ci racconti che ogni volta che ti sposti, perché Giada si sposta tantissimo, verifichi se è effettivamente una zona sismica o Sì. meno, però una volta sei rimasta fregata, perché Sì. non sarebbe dovuta essere zona sismica. Esatto, no, io appunto essendo di Gemona del Friuli e io sono, essendo più anziana di voi, io non so se a voi, i vostri nonni, i vostri genitori avessero parlato del terremoto prima di questo lavoro bellissimo che avete fatto. Io ad esempio sono cresciuta in una Gemona che stava venendo ricostruita, cioè io da piccolina, alla vostra età, andavo in bicicletta nei cantieri, mi ricordo che entravo nei garage che erano ancora fatti di cemento armato, senza le rifiniture, cose anche pericolose abbiamo fatto, ma insomma quella volta era legittimo farle. E, quindi io ho sempre avuto ho sempre sentito le storie sul terremoto e alla fine il terremoto è una delle cose di cui io ho più paura al mondo, cioè io ho proprio paura del terremoto. Tra l'altro io vedo molto poco e quindi un'altra delle mie paure è quella che venga il terremoto di notte, che io non trovi gli occhiali. Questa è una roba proprio che chiaramente viene dal fatto che sono di Gemona del Friuli. E un altro tic è il fatto che io ho vissuto a Venezia, a Milano, a Roma, a Pechino, a Shanghai e ogni volta che cambio città controllo se la città è zona sismica. Cioè se è soggetta ai terremoti. Se è soggetta ai terremoti. E l'ultima volta che mi sono spostata a Roma era il 2016 e avevo controllato che Roma non dovrebbe essere posto di terremoti, ma dopo un mese e mezzo che stavo a Roma, abitavo al quinto piano di un palazzo un po' vecchiotto e ho sentito, cioè il terremoto mi ha svegliato di notte ed era il terremoto che c'è stato lì vicino ad Amatrice, che poi io mi ricordo di aver pensato se a Roma, che non è una zona di terremoti, si è sentito così tanto, purtroppo temo che dove c'è stato l'epicentro sia veramente successo un disastro e purtroppo il terremoto il disastro lo porta spesso, diciamo. Parliamo ancora un attimo della Cina. Tu ogni quanto ci vai e com'è che la studi? Qual è ogni volta l'approccio che hai? Allora, io cerco di andarci una volta all'anno, una volta ogni anno e mezzo massimo, perché mancare in Cina più di un anno e mezzo è come mancare da noi per 15 anni. Perché lì cambiano le cose veramente velocissime. Per esempio, sono andata l'ultima volta nel 2024, no, in realtà sono tornata 3 settimane fa e sono andata in questa città dove al posto dei fattorini che portano il cibo nelle case, ci sono i droni che portano il cibo nelle case. Che io sono rimasta abbastanza così, impressionata. Oppure sono andata a vedere i robot che ballano e vi assicuro che ballano meglio di me. Cioè hanno una mobilità di bacino che io non ho. Quindi sono mancata un anno e mezzo dalla Cina, ero andata un anno e mezzo fa, quindi cioè, la velocità non si può mancare troppo, diciamo, bisogna andare. E quindi la Cina bisogna andare a vederla. Io consiglio sempre a chi può, ha tempo, voglia e tutto, di andare a fare un viaggio, perché da qui non si può immaginare, perché proprio è talmente diversa da noi che non possiamo immaginarla. E poi leggo tanto, leggo articoli di giornale, leggo saggi, cerco di guardare le serie TV che comunque raccontano magari delle cose di quotidianità anche se sono romanzate, leggo i libri, quindi è proprio studio, come a scuola voi, insomma. E poi ci racconta quello che apprende, no? Un po' dicevo come fanno i vostri docenti, i vostri professori e le vostre o i vostri maestri. E effettivamente già da quando tu racconti le cose, al di là insomma di aneddoti simpatici come questo, quindi del robot, del drone, c'è un po' di scetticismo, però la Cina viene ancora vista come un mondo troppo lontano dal nostro e forse anche con un po' di timore? Sì, no, la Cina fa paura. Fa paura perché è proprio l'altro rispetto a noi, cioè se c'è l'altro rispetto a noi e l'altro che ha una cultura e una storia paragonabile alla nostra, nel senso la Cina viene sempre detta una civiltà millenaria. Pensate che i caratteri di cui vi parlavo prima si usano da 3000 anni. Cioè 3000 anni che i cinesi scrivono sempre nello stesso modo e questa è una cosa che ovviamente ti dà, come dire, la sensazione di essere un paese, comunque un popolo che viene da lontano e che può andare molto lontano. E a un certo punto
i caratteri stavano per sparire perché sono arrivati i computer, i telefonini. Voi pensate, come si fa a scrivere un carattere col computer o col telefonino? Quindi i cinesi si sono posti la domanda, hanno detto: cosa facciamo? Eliminiamo i caratteri oppure troviamo il modo di mettere i caratteri nei cellulari, nei computer? E alla fine hanno trovato il modo di mettere i caratteri nel cellulare e nel computer, perché il carattere per loro è proprio un simbolo di identità molto molto importante, e proprio perché ha anche 3.000 anni di storia, quindi anche quello, diciamo, perdere un patrimonio così era un problema per i cinesi. Ecco, ricordo al pubblico che chi volesse ascoltare ogni giovedì Giada lo può fare. Voi ragazzi, vabbè, adesso durante le vacanze magari sì, perché è a Uno Nessuno 100.000 su Radio 24 e quindi racconta, ed è davvero molto appassionante. Siete proprio un bel terzetto. Grazie. Sapete, quando è andata in Cina e ha mangiato un'altra portata tipica, che sono le zampe di gallina, Giada non è che fosse così sconvolta, perché effettivamente, qua ci ricolleghiamo al suo libro, lei aveva, anzi più che tu, in famiglia c'era un rituale che aveva a che fare in qualche modo con le zampe della gallina. Sì. Scopriamo qual era. Allora, io ho avuto un'infanzia bellissima e ho avuto un nonno che mi faceva giocare tantissimo e mi aveva costruito la casetta sull'albero, la teleferica. Sapete cos'è una teleferica voi? Io avevo la teleferica mia, cioè fatta per me e mio fratello, quindi ero veramente viziatissima. Tra i giochi vari che facevamo con mio nonno, che viveva in un parco ed era molto animalista ante litteram, diciamo animalista degli anni 70-60, quindi non come oggi, però aveva i cani, aveva le galline, aveva i conigli, aveva tutti questi animali qua e aveva anche le galline. E noi andavamo ogni tanto a fare merenda, bevevamo l'uovo subito, cioè l'uovo appena uscito dal culetto della gallina, noi lo bevevamo come merenda. Quindi E poi un'altra cosa un po' macabra, che non so, sapete che cosa vuol dire macabro? Una cosa un po' schifosetta, però a me e mio fratello divertiva. Quando morivano le galline, mio nonno tagliava le zampe e legava un filo al nervo della zampa, quindi tu tiravi il filo e la zampa faceva così. E questo è un gioco che secondo me ai miei tempi non eravamo gli unici a fare, prima di me probabilmente facevano in tanti, però quando io mi sono trovata al ristorante cinese con le zampe di gallina sul piatto, che sono veramente una prelibatezza, i bambini della vostra età in Cina a merenda mangiano le zampe di gallina. Tra l'altro sono bravissimi perché le zampe di gallina sono scomodissime, loro fanno così, loro mettono tutto in bocca, non so, ravanano per 2 minuti e poi tirano fuori questo ossetto tutto pulito. Io non sono veramente imbranata, non riesco a farlo. Infatti quando me le hanno offerte ho provato, poi ho detto: sentite, io questa roba, sì, mangio il petto di pollo perché la zampa non riesco. E quindi io non sono mai rimasta impressionata dalle zampe di gallina, invece diciamo i miei amici occidentali come me spesso sono abbastanza schifati, anche se fino a 50 anni fa, secondo me, si mangiavano anche da noi. Cioè, fino a metà, insomma, forse i vostri, i vostri nonni sono giovani, ma insomma, i miei nonni mangiavano le zampe di gallina. Allora, prima si parlava del fatto che da fatti tragici come quello del terremoto possono nascere anche situazioni in qualche modo positive, sicuramente senza nulla togliere alla tragicità e alla tristezza di quello che è successo. Ebbene, in qualche modo, se non ci fosse stato il terremoto, molto probabilmente Giada non sarebbe qua con noi questa sera, perché dovete sapere che i suoi genitori si sono conosciuti proprio in occasione del terremoto. Una storia che insomma fa bene al cuore, una storia che ci porta oggi già da qua e soprattutto ci porta a quando tornano le rondini. Quindi una storia d'amore nata in un momento inusuale sicuramente, perché c'è stato tanto amore verso chi ha vissuto il terremoto, tanto amore verso la nostra terra, però non era pensabile che ci potessero essere anche queste forme di amore, queste forme di legami che invece insomma poi sono quelli che durano tutta la vita. Anzi, la cosa che mi hanno raccontato in tanti è che proprio dopo il terremoto una delle reazioni che ci fu fortissima da parte dei giovani è stata proprio quella di sposarsi e fare famiglia subito. E io nel libro, ma insomma io sono tecnicamente figlia del terremoto, perché appunto se non ci fosse stato il terremoto io non esisterei, è una cosa brutta da dire, però è la realtà. E io appunto sono figlia del fatto che tante persone, voi lo sapete bene, sono venute
ad aiutare i friulani che erano rimasti senza niente. Mia madre era una rimasta senza niente, era rimasta senza casa, ma io ho capito tardi cosa volesse dire che mia mamma era rimasta, perché per me mia mamma era una delle fortunate, nel senso che ci sono persone che hanno perso amici, genitori, parenti. Mia mamma alla fine aveva perso solo la casa, però era rimasta senza niente da un giorno all'altro. E questa cosa io l'ho capita da grande quando lei mi ha detto che non aveva nessuna immagine sua di quando aveva la vostra età, di quando era alle medie. Lei non aveva nessuna fotografia, quindi non aveva nessun ricordo visivo di come era fatta, perché aveva perso tutte le fotografie sotto le macerie della casa. E lì ho capito cosa volesse dire restare da un giorno all'altro senza niente. E devo dire che l'ho capito tardi e mi sono sentita in colpa a lungo per questa mia così leggerezza. Però poi tutto è successo forse al momento giusto, quindi già da avviato questo dialogo, questo confronto con la mamma, si è fatta raccontare e ha scoperto una storia effettivamente molto bella della mamma che nel momento del terremoto non si trovava a Gemona, ma era andata a Tarvisio, aveva sentito questa forte scossa, viveva col padre che in quel momento sapeva essere a Gemona, quindi non c'era Flixbus, non c'erano i taxi, non c'erano... poi immaginatevi, stava venendo veramente giù tutto, cioè dalle pareti delle rocce crollavano massi. Ha fatto l'autostop, ha trovato un camionista che l'ha portata vicino a Gemona, poi è corsa nella via dove sapeva esistere la casa di famiglia che non c'era più, e il suo primo pensiero logicamente è stato quello di aver perso il padre. Per fortuna non è andata così. Sì, per fortuna dopo un paio di giorni l'ha incontrato per strada, perché appunto come non c'erano i telefoni, quindi non è che tu potevi sapere dove erano i tuoi parenti, non sapevi neanche se erano vivi o morti. Quindi mia mamma per 2 giorni non ha saputo se mio nonno era vivo. E poi a un certo punto mi ha raccontato che si sono incontrati, si sono detti ciao ciao e ognuno è tornato a fare quello che stava facendo. Perché? Perché lei mi ha detto in quel momento lì era importante sapere che l'altro stesse bene. Punto. Poi c'erano tante cose da fare, quindi nel momento in cui tu sapevi che l'altro stava bene, andavi a fare quello che bisognava fare, perché c'erano tantissime cose da fare. Sì, questa è una cosa che è successa a tante persone. Mia mamma abitava questa via che c'è qua, proprio fuori dal cinema, che è stata la via più devastata di Gemona. Sono morte quasi 30 persone in pochissimi metri. E pensate che mio nonno, che era in casa, si è salvato perché 5 minuti prima della scossa, quella delle 9, quella distruttiva, l'hanno chiamato per una riunione di emergenza in municipio. E quindi lui al momento della scossa era in municipio, il municipio non è crollato e si è salvato solo perché c'è stata questo caso, questa coincidenza che col terremoto purtroppo decide spesso della vita e delle morte delle persone, perché anche sentendo le storie ci sono persone che si sono salvate in maniera assurda, ci sono persone che sono mancate in maniera assurda, cioè è proprio per quello vi dico che la mia più grande paura è il terremoto, perché il terremoto è una cosa che non si può controllare in nessunissimo modo, cioè quando arriva. E tutti mi hanno raccontato questa cosa, che si vedevano le onde, non so se ve l'hanno raccontato anche voi, che la strada, e se c'erano gli alberi hanno proprio toccato terra e poi hanno fatto proprio tutto il movimento toccando terra e tornando su. E poi tutti mi hanno sempre raccontato queste onde nella strada, nei prati, nelle case, cioè il fatto che proprio la terra sembrasse il mare. Alcuni mi hanno detto sembrava un laghetto, sembrava il mare. E anche questa cosa è molto, cioè per fortuna non riesco a immaginarla fino in fondo e spero di non, di restare nella mia ignoranza. Beh, come diceva prima il comandante Parmitano, di che cosa si ha paura? Quando si ha paura? Quando non si sa, non si conosce effettivamente quello che può succedere, la conseguenza di un gesto, e purtroppo nessuno di noi può sapere che cosa dopo una scossa sismica così forte, la più forte mai registrata nel nostro paese, tra l'altro, possa provocare. Vorrei raccontarvi tutto il libro, però toglierei il gusto alla lettura a chi ancora non l'ha letto. Sarebbe carino dire ai genitori magari di leggerlo e raccontare qualche aneddoto, leggere qualche passo, perché
veramente li merita. Tu racconti non solo attraverso le storie che ti ha raccontato tua mamma, ma hai intervistato delle persone, ti sono state raccontate delle storie molto toccanti, hai avuto il talento di raccontarle con una delicatezza estrema, quindi in alcuni punti veramente in 2 righe hai descritto quello che ti era stato detto, però lasciando immaginare al lettore un mondo, cioè lasciandolo immaginare tutta la scena, tutta la giornata, tutto il periodo in 2 righe. Questo davvero, Giada, è un grandissimo talento che insomma tutti ti hanno tributato. E va letto perché comunque ha una prospettiva, parla del passato, però ha una prospettiva futura. Sì, infatti volevo dire che sono molto contenta di essere qui con voi oggi, perché io ho voluto scrivere questo libro perché ho la fortuna di lavorare per un editore. Gli editori sono quelli che pubblicano i libri in Italia e io scrivo di Cina di solito, però scrivo per l'editore più importante che c'è in Italia. E viaggiando in giro anche per il mondo ho visto proprio che il terremoto del Friuli è una storia che si sta dimenticando. Cioè io so che le persone che hanno più di 60 anni, 65, dovunque le abbia incontrate anche in Cina, appena dicevo Gemona del Friuli si illuminavano e mi dicevano: ah certo, il terremoto, o erano venute ad aiutare, o i loro amici erano venuti ad aiutare, o i loro parenti erano venuti ad aiutare. Tutti sapevano cos'era Gemona del Friuli e la legavano a quello che era successo con un ricordo paradossalmente positivo, nel senso che loro da soccorritori hanno scoperto un popolo, quello dei friulani, che gli è rimasto proprio nel cuore, ed è una cosa che ho sentito veramente in tutto il mondo. Invece chi ha meno di 50 anni, chi ha la mia età, chi è più giovane di me, non sa niente del terremoto del Friuli. Quindi io ho detto: provo a scrivere un libro, appunto scrivo per questo editore importante, volevo fissare la memoria, quindi sono felicissima di essere qui con voi che avete fatto questo lavoro di recupero della memoria, che è molto importante, perché io ho fatto un po' quello che avete fatto voi con i vostri genitori e i vostri nonni. Ho chiesto a mia mamma, a mio papà e alle persone che c'erano di raccontarmi il terremoto, e questo secondo me è un lavoro che bisogna continuare a fare tutti insieme, perché come mi ha detto uno degli intervistati, noi viviamo in un paese dove i terremoti ci sono. E quindi conoscere il terremoto, sapere cos'è un terremoto. Tra l'altro il modello Friuli di cui abbiamo parlato è un modello positivo, quindi dimenticare un modello positivo è una cosa che non ha nessun senso. Magari è ovvio che non è replicabile così come è stato fatto, però obiettivamente ricordiamo sempre quando non vanno bene le cose. Quando riusciamo a fare bene una cosa, secondo me bisogna ricordarsela. E quindi ho provato a fare questo libro proprio per fissare la memoria, e sono felice che voi abbiate fatto questo lavoro per recuperare e anche voi tramandare la memoria di questo evento da cui noi tutti veniamo comunque. E il messaggio più bello, sentire, vedere, perché lo potete fare da YouTube, il bambino che dice in friulano che le sisilutis, le rondini, non ci sono più, perché non ci sono più nidi, perché sono crollati i tetti, però che quelle rondini poi torneranno. Grazie Giada Mestetti. Grazie a voi. Rimani pure sul palco. Rimani sul palco perché, ragazzi, siete pronti per ricevere il premi? E che premi, aggiungerei. Quindi chiamo sul palco il presidente di Prima Casa FVG, Marco Gasparini, il vicepresidente di Prima Casa FVG, Giuseppe Varisco, il direttore generale, Sergio Copetti, e poi facente parte della commissione, anche l'abbiamo citato prima, Piero Sidotti, che non vedo. Non vedo perché non vedo io. Eccolo, anch'io Giada, sai, ho avuto il tuo stesso problema, non fate quello che ho fatto io. Sì, io ho 3 bambini, ormai sono grandi, e vedevo poco. E ve la racconto questa cosa perché non bisogna mai infrangere le regole e ascoltare quello che dicono gli altri. Avevo il terrore, avendo vissuto io il terremoto e ricordandomi, perché ho 54 anni, che di notte potesse succedere e io non avessi il tempismo di mettermi gli occhiali e le lenti a contatto per salvare le mie bambine, perché ti rimane veramente dentro. E così cosa ho pensato di fare? Di tenere sempre le lenti a contatto
contatto addosso. Il risultato, l'anno scorso sono stata operata a tutti degli occhi di cataratta, quindi non fatelo. Bisogna ascoltare i consigli preziosi dei professionisti. Siamo pronti quindi? Piero Sidotti l'ho nominato anche perché fra un po' tornerà sul palco. Lui è un professore, pensate, che insegna la scienza attraverso l'arte, una cosa Piero fantastica. Ricordiamo il tuo prossimo appuntamento insieme a un grande scienziato, vieni pure accanto a me. Ricordo il mio prossimo appuntamento domani alle ore 17:30 a Teatro di Codroipo con il professor Mauro Ferrari. Raccontiamo la scienza, diciamo, da due prospettive. Mauro Ferrari, da chi la scienza allarga gli orizzonti. Mauro Ferrari, diciamo, che è l'inventore della nanotecnologia applicata alla medicina, il pioniere, ecco. E da anni studia un farmaco per curare il cancro metastatico di fegato e polmoni. Quindi gli auguriamo tutti ogni bene nella sua cura. E quindi domani alle 17:30 facciamo questo incontro tra musica e scienza, io dalla parte del professore, di chi lo divulga ai giovani, e Mauro Ferrari, di chi allarga gli orizzonti della scienza. Grazie Piero, io direi di avanzare a favore del pubblico, poi ci sarà un altro appuntamento domani alle 21, ma lo ricordiamo dopo insieme a Giada. Allora, come in tutti i concorsi, tutti partecipano, tutti sono molto bravi, qualcuno vince, però abbiamo pensato bene di realizzare un lavoro, grazie alla nostra regia, grazie a Stefano e al suo staff, un filmato che un po' riassume tutti i lavori che sono stati presentati. Siete pronti per vederlo? Noi ci possiamo mettere magari ai lati, a parte che insomma è abbastanza alto lo schermo. Guardiamoci che cosa i ragazzi delle scuole coinvolte, quasi 1000, sono riusciti a fare, diretti o coordinati dai loro docenti. Ciao, noi siamo i bambini della scuola primaria di Resia. Con questo video partecipiamo al concorso per i 50 anni del terremoto del 1976. Questa storia è successa tanti anni fa, precisamente 50 anni fa. Sono le 20:55 del 6 maggio 1976 e il topolino Yuba sta cenando tranquillamente. Hai avuto paura? Ho avuto paura, tanta paura. Tante paure, sei vero. In cima al Monte San Simeone c'era una volta l'orcolato dormiglione. Poi un boato che spezza la sera, la terra si muove, non chiede preghiera. Gemona che crolla. La nonna sta mettendo a letto le piccole quando la terra trema violenta. Boati, urla, il buio totale. Mariane, tu lasses tu? E inquintre la reghina dal ghiaccio. Sì, le 9, proprio nel momento in cui tutto il Friuli, e non solo, tremava. Un silenzio talmente assordante da far rumore. Abbiamo deciso di provare ad immaginare di ricostruire il nostro paese. Quella notte rimasero a terra quasi 1000 vittime. Invece di piangere sulle macerie, i friulani si rimboccarono le maniche. Il sole sta tramontando dietro le montagne.
Tite, un bambino travestito da cavaliere. Mia nonna aveva 24 anni, si era appena sposato con mia nonna, 15 giorni prima che venisse il terremoto. Benvenuti alla prima puntata del nostro podcast dedicato al 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ci si trovava la sera tutti assieme, si rideva, scherzava, quasi che tutto il dramma fosse alle spalle. Se dovesse succedere oggi questo terremoto, cosa succederebbe? Hai provato a immaginare questo? Sì. Muoversi era difficilissimo, la strada per Mariano era completamente bloccata dalle macerie. Dopo soli 7 mesi dal sisma, il 29 febbraio 1977, venne inaugurata a Vedronza una nuova scuola dell'infanzia. In un campo hanno allestito una tendopoli che col passare del tempo hanno sostituito con le casette in legno. Quando Patty sentì un forte boato che lo spaventò. Le prove ed evacuazioni nelle scuole interrompono le lezioni e gli studenti si rifugiano sotto i banchi ridendo. Abbiamo percorso un tratto della cinta muraria. È conosciuta la sua storia. Il Friuli comunque è rinato, è stato ricostruito grazie ai moltissimi aiuti e alla buona volontà dei friulani. La consolazione più grande fu che potemmo riabbracciarci e ritrovare insieme la forza di ricominciare. Straordinari. Ricompattiamoci qui davanti allo schermo, pronti per accogliere i ragazzi, prego, vincitori. Lascio magari, non ti preoccupare Giada, ma possiamo anche lasciarlo qua, ci mettiamo davanti poi. Chiedo un commento, già che ci siamo, anche al vicepresidente e al direttore generale Sergio Copetti. Beh, insomma, toccanti i lavori, gratificante l'impegno di tutto l'istituto di credito per arrivare oggi a questo grande risultato. Sì, tanta soddisfazione, no? Quando è successo il terremoto ero più piccolo di loro, non avevo neanche 3 anni e dico sempre che i miei ricordi partono dal terremoto. Come Giada, anche se ha un po' di anni meno di me, i miei ricordi di infanzia sono proprio giocare con gli amici in mezzo alle macerie. Tutta Gemona era un cantiere. Rivedere adesso era tutto a gru, adesso ce n'è rimasta una sola, Revenant, che dovremmo toglierla prima o dopo. No? Ecco. In quella volta era tutto un cantiere. Però, diciamo così, non posso dire di aver vissuto la tragicità del momento, perché per noi era come un gioco, era tutto un cantiere, era un gioco. Quindi forse, adesso dico una cosa, forse non proprio, però forse c'era più comunità in quella volta, con l'evento tragico del terremoto, di quello che è adesso, in cui siamo, non conosco neanche i miei vicini di casa. E purtroppo è così. Quello che un po' si diceva prima, no? Da fatti così si sente il valore di una comunità, di una società. E voi ragazzi siete riusciti a raccontarlo nei migliori dei modi. Quindi procediamo con le premiazioni. Partiamo, è stata dura, mi è stato riferito appunto dalla commissione che ha valutato i lavori, che è stata molto molto difficile fare una classifica perché erano tutti molto meritevoli, però insomma lo si deve fare. Partiamo con 2 menzioni.
Menzioni per le classi prima, seconda, terza, quarta e quinta della scuola Dante Alighieri di Osoppo, che chiamo qua insieme anche ai docenti. Per ogni classe vorremmo che ci fossero anche i maestri e poi gli insegnanti. Bravissimi ragazzi. Bravissimi. Un altro applauso perché, insomma, disegnare dei fumetti così, con dei testi così profondi, complimenti ragazzi. Vi consegna un premio il vicepresidente Giuseppe Varisco, nelle mani degli insegnanti, credo. Ah no, un bambino. Chi è il più lanciato? Ecco, qua abbiamo delle quote rosa. Potete essere fieri di quello che avete fatto perché, come è stato detto prima, rimarrà nella storia, rimarrà a testimoniare quello che è successo 50 anni fa e quindi fra 50 anni ancora sapremo, grazie a questo vostro capolavoro, che cosa accadde 50 anni fa nel nostro Friuli Venezia Giulia. Vogliamo fare una bella foto? È già stata fatta, si vedono tutti. Guardate tutti la fotografa. Le docenti vogliono dire qualcosa? Vogliono raccontarci qualche aneddoto? Come è andata la gestione? Grazie Giada che consegna il microfono. L'orgoglio anche di essere qua. Beh, siamo tutti molto contenti, vi ringraziamo della menzione. È stato un lavoro che ha unito tutte le classi, tutti i bambini, tutti gli insegnanti, i collaboratori, che ha visto anche l'aiuto del comune, il contributo del comune, quindi è sicuramente un prodotto, insomma, è un lavoro che rimane a noi nella scuola, nel comune, insomma, e anche nella mente e nei ricordi dei bambini. Questa è la cosa più importante. E si apprezza la vostra dedizione perché è stato un lavoro extracurricolare, quindi insomma avete dovuto gestire al meglio le ore a vostra disposizione per condurre un lavoro così importante, quindi complimenti. Tutti i bambini veramente hanno contribuito, dai più piccoli ai più grandi, alla realizzazione di questo fumetto. Bravi, bravi, bravi. Testimoni del nostro tempo, grazie. Continuiamo con i prossimi. Potete accomodarvi per seguire il resto delle premiazioni. Un'altra menzione speciale va alle classi quarte A, B, C, D, e fra un po' partirà anche il video, della scuola Marinelli di Tarcento. Intervista sul terremoto a mio nonno. Ho intervistato mio nonno sul terremoto che è successo nel 1976. Si può alzare il volume? 24 anni, si era appena sposato con mia nonna, 15 giorni prima che venisse il terremoto. Erano in casa e c'è stata una piccola scossa. Dopo hanno sentito un boato sempre più forte. Qua proprio avete lavorato applicando varie attitudini artistiche, quindi c'è stata la parte giornalistica, c'è stata la parte della scrittura,
la parte poi delle immagini, del disegno. Avete messo in campo proprio tutte le vostre attitudini, davvero molto bravi. Allora, mentre voi vi sistemate sul palco, chiedo a una docente se ci racconta com'è andata e così ritira anche dalle mani del presidente di Prima Cassa FVG un pensiero che nasce davvero dal cuore. Ecco, no, lo consegniamo sempre a lei che non voleva parlare prima. Sì, che indicava sempre... Victoria. Brava Victoria. Dicevo, un lavoro multidisciplinare, maestra. Voglio ringraziare innanzitutto Prima Cassa perché so che quest'anno si è data veramente da fare tantissimo per l'anniversario del terremoto e poi soprattutto i nostri ragazzi che sono tantissimi e mettere insieme un lavoro con tanti ragazzi non è facile. No, decisamente. Sì, anche per l'impegno che hanno tutti messo in queste 2 ore qui a lavorare, a produrre. Esatto. Certo. Allora, vediamo, ci dicono dalla regia che dovreste compattarvi un po' più verso di noi perché sennò rischiamo di perdere dalla foto i ragazzi giù in fondo. Vediamo se ci siamo tutti, chiediamo alla fotografa. Ci siamo tutti, un bel sorriso. Ecco, non nascondetevi, non fate i furbetti. C'è qua... Ah, ecco. Vieni avanti, Stellina. Eccoci, ci siamo tutti, proprio tutti belli sorridenti, ci siamo? Poi ammirerete questo lavoro che è stato fatto, ragazzi, da ragazzi che hanno abilità diverse rispetto alle vostre. Molto molto bello, quindi un altro valore in più per Prima Cassa FVG che dà valore proprio a tutti. Grazie, prego accomodatevi così potete vedere gli estratti dei lavori dei vostri colleghi che hanno vinto. Adesso effettivamente le classi saranno meno numerose, perciò ci possiamo compattare. Per appunto le scuole primarie ci sono 4 premi. 4 premi, ricordo che ovviamente c'era anche il premio del valore di 500 euro oltre alla menzione, quindi non c'era solo la parte diciamo di popolarità e il fatto di salire sul palcoscenico. Invece un premio da 1000 euro, oltre al fatto di poter salire e prendere tutti gli applausi del pubblico, va alla classe seconda A della scuola di Alesso. Vediamoci il video. In cima al Monte San Simeone c'era una volta l'orcolato dormiglione ed era sempre circondato da tantissime farfalle colorate. Era tanto grande che quando camminava faceva tremare la terra e per non far prendere paura ai vecchi e ai bambini cercava di camminare solo una volta all'anno. L'orcolat era grande, grosso e con una pancia enorme. Se lo guardavi in faccia aveva sempre un'espressione arrabbiata. Ma straordinari attori anche! Avete scoperto anche questa attitudine. Immagino quindi che vi piaccia stare sul palcoscenico adesso, a parte che abbiamo già 2 veterani perché prima c'eravate già, no? Per fare la domanda, voi 2. No, lei e lui, sì, sì. Quindi vi piace fare gli attori e raccontare? Dobbiamo vincere un po' di emozione, ma ci sta, insomma, dai, sarà la seconda, terza volta sul palco, quindi insomma bisogna prendere un po' di dimestichezza. Maestra, com'è andata la gestione di questo bellissimo capolavoro? Sono stati bravissimi perché il lavoro fatto è proprio nato da loro. Loro hanno pensato come fare i disegni, i personaggi, la storia. Noi abbiamo fatto un po' da regia, ecco, li abbiamo supportati, quindi è tutto merito loro. Bravissimi. Giada, ti chiedo di metterti proprio dietro ai bambini per fare la foto, così hanno anche questo bellissimo ricordo. Avanziamo un pochino per la foto, avanzate un po' ragazzi, un po' più avanti, fate ancora un passo. Ci siamo tutti, intanto Piero Sidoti consegna. Chi lo consegna? Ecco, preso. Consegna a lei il premio.
E per voi anche un contributo da 1.000 euro da spendere appunto per impreziosire ancora di più il vostro materiale didattico. Complimenti ragazzi, la foto è stata fatta. Attenzione, guardiamo tutti la fotografa. A posto. E chi si è classificato terzo nella categoria primarie? Ve lo diciamo subito. Con un libro digitale a fumetti dal titolo La missione di Super Yuba, ha vinto la classe quarta A della scuola Menis di Buia. E il topolino Yuba sta cenando tranquillamente con un bel pezzetto di formaggio e un po' di latte nella sua casetta costruita nel buco in soffitta nella casa della famiglia Romanini. Improvvisamente accade qualcosa di incredibile. Gli crescono i muscoli delle braccia, diventa un po' più alto, gli compare un costume con una grande S rossa e blu e un mantello con un simbolo familiare. Bellissimi questi disegni con queste figure stereotipate. Vi ricordo che il buono è dentro la scatola che contiene appunto l'altro cadeau, quindi fate attenzione quando lo aprite. Chi ha avuto l'idea del fumetto? Chi è stato l'autore? Un po' tutti insieme? Sì. Bravi che condividete i meriti, anche questo è un bellissimo gesto. In questo caso, quindi, la nostra super ospite Giada Messetti consegna il cadeau a un rappresentante della classe. Ecco qua. Si fanno avanti in tanti, ma tanto lo condividerete. E chiedo anche alle docenti, ecco, grazie Vicepresidente, come hanno condotto il lavoro, è stato semplice, è stato appassionante, qualcosa che si aggiunge anche alla vostra di formazione, non solo quella dei giovani. Assolutamente, noi siamo partiti dai racconti che hanno portato a scuola i bambini, racconti dei nonni, dei parenti, e da lì è nata l'idea di costruire questa storia, nata tutta da loro in una mattinata intera, proprio hanno prodotto la storia, e poi noi abbiamo realizzato anche un libro cartaceo proprio con l'aiuto di un'illustratrice e poi l'abbiamo caricato in digitale e presentato a voi. E quindi lo possiamo vedere tutti. Si trova in biblioteca a Buia. Benissimo, grazie per l'indicazione. Complimenti ragazzi. Giada, se vuoi metterti anche in questo caso dietro, i nostri rappresentanti anche, e così scattiamo anche questa foto. Ricordo che porterete sempre con voi. Chi si è classificato secondo tra le primarie? Con un videoracconto con disegni, gli animali raccontano il terremoto, la classe prima della scuola Bidernuccio di Venzone. Questa storia è successa tanti anni fa, precisamente 50 anni fa. Venzone era un paese bellissimo, pieno di gente gentile e carina. A Venzone c'erano molte case tutte strette dentro le mura antiche che le proteggevano. E non solo, c'era anche una grande piazza con una bellissima fontana. Scommetto che voi due siete migliori amici. Sì. Sì, non è molto entusiastica come dichiarazione. Tu confermi? Siete migliori amici? Sì. Bene, c'è la conferma. Fra i tanti amici c'è sempre quello del cuore. Però tutta la classe siete stati veramente straordinari, siete arrivati secondi, ve ne rendete conto? Fra tutte le scuole, tra 1000 ragazzi, voi siete arrivati secondi. Siete consapevoli di questa conquista? Bravi, la consapevolezza è fondamentale. Adesso il direttore generale, quindi una persona molto importante, vi consegna il premio, quindi il cadeau, ma anche un buono dal valore di 1.500 euro. Tutti lo vogliono e lo condividerete.
Maestre, com'è stato lavorare con questi ragazzi meravigliosi? Perché veramente sembrano fantastici. Allora, per la loro tenera età affrontare questo argomento non era semplice. Diciamo che Attenzione ragazzi, attenzione! è stato fondamentale l'aiuto dei nonni e degli zii che sono venuti a raccontare a scuola la storia un po', ma la parte della ricostruzione, la parte diciamo non triste, ma la parte di forza, di coraggio. Poi abbiamo pensato con i bambini, bene, adesso abbiamo queste informazioni, cosa facciamo? Come raccontiamo questa storia? Dal punto di vista degli animali, quindi è stato un progetto che è nato proprio dalle loro idee e da lì è partito tutto. Sono stati attori, registi, veramente un lavoro stupendo, per noi è stata una gioia immensa realizzarlo e Grazie di cuore, grazie al corpo docenti da parte di tutti noi. Giada, ti vuoi mettere così si porteranno sempre questo ricordo di avere in foto un personaggio molto importante, perché avete capito che Giada è molto importante, no? Quindi ecco, siamo tutti pronti per la foto, guardiamo sempre la fotografa che ci dice se va bene. Fatta. Ecco, tu che prima mi pare di aver sentito che eri un po' stufo. Chi di voi due aveva confidato all'altro che era stufo? Chi era stato? Eri stato tu? Ah no, lui. Bene, adesso potete accomodarvi col premio, un gran bel premio tra l'altro. Bravi ragazzi. Grazie a voi. E adesso il primo classificato, che oltre al bellissimo cadeau vince anche 2.000 euro. Sono tanti soldini, ma questo significa che ve li siete meritati. Per un gran bel lavoro, il kit di sopravvivenza. La valigia che ci tiene insieme, un video, classe prima, seconda, terza, quarta e quinta della scuola di Resia. Venite ragazzi! Ciao, noi siamo i bambini della scuola primaria di Resia. Con questo video partecipiamo al concorso per i 50 anni del terremoto del 1976. Se succedesse ancora di nuovo, cosa faremmo? Dove andremo per essere al sicuro? Come potremo aiutarci? Cosa porteremo con noi? E cosa non vorremmo mai perdere? Da queste domande è nata un'idea. Costruire un kit di sopravvivenza. Un kit per essere pronti e per affrontare un evento simile, per proteggerci e per salvarci. Una doppia performance, questa è quella che avete fatto con l'esplosione di gioia quando avete saputo che avete vinto. Mamma mia, ma sei mai stata così felice? Sì. Brava, ci fa piacere. La felicità deve appartenere alla vostra generazione, purezza, gioia, felicità, sono le cose che vogliamo sentirvi raccontare. Complimenti a voi, però ci viene da dire complimenti anche alle vostre maestre, condividete? Bravo, con l'applauso spontaneo. E niente po' di meno che il presidente di Prima Cassa, il dottor Marco Gasparini, consegna il premio. Attenzione perché oltre a esserci un bellissimo regalo c'è anche un corposo premio con il quale potete comprare tante cose belle per imparare, per crescere ancora, per continuare a essere belli come siete adesso. Mi sembra di vedere anche della commozione, maestra. La prima esplosione è stata la sua di gioia. Incontenibile. Che cosa ci racconta di questo progetto? Beh, intanto siamo molto emozionati per questo premio. Il risultato, il video che abbiamo creato è frutto di un lavoro di lunga durata, di collaborazione fra le 5 classi e siamo molto soddisfatti perché l'impegno è stato tanto, la partecipazione dei bambini anche ed è bello che nelle generazioni, in questa generazione qua ci sia una certa consapevolezza, speriamo di no, anche in ottica futura, sperando appunto che non riaccada più, però è giusto averla e ricordare soprattutto, non cancellare la memoria nelle teste dei nostri bambini. Grazie bambini, ma siete consapevoli del fatto che avete scritto un'importante pagina della storia per Resia con questo primato, che si aggiunge a tanti primati, l'aglio, tutto quello che fa grande il vostro paese, c'è un primato in più e lo avete raggiunto voi, pieni di orgoglio. Grazie ragazzi, potete accomodarvi che andiamo avanti con le premiazioni.
Ah, la foto? No. Ah, c'è anche il sindaco di Resia. No, signor sindaco, deve salire allora. Insomma, dopo questo primato non può esimersi. Abbiamo l'onore di avere anche il vostro primo cittadino. C'è la vostra sindaca qua. Mamma mia, sapete, i sindaci si muovono solo per le occasioni importanti, lo sapete, non è che vanno dappertutto proprio. La nostra Giada c'è? Ah, eccola. Ci siamo tutti, chiediamo indicazioni dalla fotografa. Un bel sorriso. Se volete alzare anche le mani in segno di vittoria, visto che avete vinto. Cosa dite? Su le mani! Avete vinto voi! Fermi ancora un attimo, facciamo vedere questa esplosione di gioia. Tutti sulle mani, bravi ragazzi. Complimenti. Ma certo, raccontaci, benvenga. Vabbè, però, insomma, in rappresentanza di tutti, dici anche il tuo nome. Io mi chiamo Giosuè. Dici un po', Giosuè, che cosa vuoi raccontarci? Io mi chiamo Giosuè, sono contento che abbiamo vinto questo premio con la mia scuola. Tu sei della classe quinta, immagino. No, quarta. Ah, quarta, però così alti. Ci siamo divertiti tutti e siamo tutti contenti per questo premio. Grazie Giosuè. Però forse anche il tuo vicino vuole aggiungere qua. No, era solo supporter. Bene. Miglior amico e supporto psicologico. Grazie molte e complimenti vivissimi. Passiamo alle secondarie di primo grado. Quelle che noi chiamavamo le scuole medie, possiamo anche dirlo, insomma. Terzo classificato, un bel premio da 1.000 euro, oltre al cadeau molto molto bello. Si tratta di un video, e vi dico qual è il titolo. Oltre il buio, la scoperta di un passato che illumina. Vince il terzo premio la scuola di Forgaria del Friuli. Quella notte rimase a terra quasi 1.000 vittime. Invece di piangere sulle macerie, i friulani si rimboccarono le maniche. Nacque allora il cosiddetto modello Friuli, una ricostruzione rapida, ordinata e gestita direttamente dai comuni. Prima le fabbriche, poi le case, infine le chiese. Questo fu il motto che cambiò la rinascita. La priorità era il lavoro, per non far morire l'economia e non costringere la gente all'emigrazione. La terra non diede tregua, tornando a tremare con forza anche a settembre 1976. Bravi, ma dobbiamo dire bravi o bravo? Ah, hai fatto tutto tu. Beh, ti abbiamo già conosciuto prima. Ci siamo già conosciuti prima, no? Noi ci siamo già conosciuti prima sul palco quando hai fatto la domanda. La domanda se l'hai fatto da solo. Sì, l'ho fatto da solo. Beh, sei stato molto bravo, complimenti. Da dove possiamo chiedergli allora da dove è nata l'idea? Giada Messetti ti consegna il premio. È comunque il frutto di un lavoro fatto con tutta la scuola. Abbiamo portato i ragazzi al Museo di Venzone a marzo e poi da quel momento abbiamo pensato di lavorare con i ragazzi su questo argomento e lui ha voluto invece realizzare un video e quindi è stato frutto del suo lavoro ed è giusto che venga premiato, siamo tutti molto contenti. Bravissimi, orgogliosi. Ricordaci il tuo nome? Leonardo, allora preparati perché fra un po' secondo me Prima Cassa ti assumerà per lavorare insieme a noi, visto che sei così bravo a fare video. Preparati, fra un po' Prima Cassa ti chiamerà a lavorare con noi. Visto che sei così bravo. Grazie. Complimenti, no, dobbiamo fare la foto. Giada, ti vuoi mettere vicino a Leonardo? Grazie. Avanziamo. Bravi, complimenti a Leonardo di Forgaria del Friuli. Seconda classificata, la classe terza, cerchiamo di capire di quale scuola, con un podcast addirittura in 4 puntate. Venzone, la città che rinasce, e la scuola è proprio quella di Venzone. Ma il cuore della nostra gente rimase in piedi.
e da quel cuore abbiamo ricostruito tutto. Benvenuti alla prima puntata del nostro podcast dedicato al 50° anniversario del terremoto del Friuli. Oggi parliamo di lui, del terremoto, quello che non bussa, non chiede permesso e fa tremare pure pensieri. Insieme all'intervistatore Armando, torniamo là, dove tutto ha avuto inizio, sotto i nostri piedi. Ciao ragazzi, oggi ho con me 2 ospiti speciali, i nostri appassionati di scienza preferiti. Bravissimi, venite pure avanti, c'è chi si nasconde. Se ti nascondono ti mettiamo in prima fila, no scherzo. Bravissimi, allora c'è un assente, no? Non ci sono tutti, stavi raccontando. Sì, è un assente, Armando. Vabbè, lo salutiamo perché tra l'altro era sua una delle voci che abbiamo sentito. Addirittura 4 puntate, non un podcast così a caso. Quindi con un sequel appassionante, avvincente. Bravissimi, Piero Sidoti vi consegna il premio che vi siete meritato, un assegno dal valore di 1.500 euro più un bellissimo cadeau. Professoressa, grandi soddisfazioni, una seconda posizione di tutto riguardo. Siamo molto felici, abbiamo lavorato tantissimo, un progetto di 4 puntate di un podcast richiede veramente molte ore, abbiamo la fortuna di avere una scuola che occupa buona parte dei pomeriggi con dei laboratori, quindi li abbiamo occupati in questo modo, i ragazzi sono prontissimi anche per l'esame di Stato, per cui gli facciamo un grande in bocca al lupo. Eh sì, altro che questo applauso. E un ringraziamento importante non va solo a loro che si sono impegnati molto, ma io direi a tutta la platea di docenti che hanno lavorato tantissimo, perché dietro a un progetto realizzato dai ragazzi vuol dire che ci sono dei docenti che stanno svegli a ore incredibili per riuscire a stare dentro ai termini che vengono dati. Quindi soprattutto molto bravi docenti, maestri e professori. Grazie mille. Grazie a lei, grazie. Ragazzi, questo è un passo veramente importante, al di là del premio che avete ricevuto, che fa parte del vostro, sarà un tassello molto importante del vostro curriculum, perché potete raccontare anche un domani quello che avete fatto con un lavoro di squadra, come quello che è stato fatto 50 anni fa in Friuli Venezia Giulia, un lavoro vincente perché ha regalato forti emozioni, soprattutto a noi, ma immagino anche a voi. Grazie e complimenti, la foto. Dobbiamo avanzare? Va bene qua? Tutti belli sorridenti? Ci avviciniamo alla chiusura delle premiazioni. Il posto più alto per la categoria delle scuole secondarie di primo grado lo vince una scuola che ha prodotto un videoracconto dal titolo Emozioni parole per raccontare un evento. È la scuola Angeli di Tarcento, la seconda C. Crolla in un battito secco, Venzione diventa silenzio e detrito. Tarcento trattiene il fiato nel buio, il tempo si ferma, resta solo il rumore. Ma quello che pesa non sono le pietre, sono i nomi che mancano a tavola sempre. Sedie rimaste vuote per anni, fotografie strette tra mani tremanti. Non sono numeri scritti nei libri, sono sogni interrotti. Compleanni spenti, sono bambini che ridevano ieri, sono promesse lasciate a metà nei pensieri. E la terra può togliere case e strade, ma non cancella le vite spezzate. Avete vinto, ragazzi, complimenti! E che bellezza vedere classi così numerose. Parla lei, professoressa. 2 parole soltanto, intanto grazie, veramente li ringrazio adesso, anche se ci sono stati momenti difficili, no, nel percorso, nel costruire così un progetto. E, niente, abbiamo avuto la fortuna di avere dei giornali dell'epoca diversi e quindi abbiamo cominciato proprio a raccogliere così le emozioni che potevano ricostruire quell'evento. E poi veramente abbiamo individuato delle parole e loro l'hanno disegnate, le lettere che compaiono
così nei cartelloni sono stati disegnate una ad una e hanno poi composto i cartelloni e commentati dal testo, ecco, che ha scritto Samuele. Quindi grazie, ecco, ci sono stati momenti difficili, però ce l'abbiamo fatta. Loro erano anche convinti che saremmo arrivati, sì. E veramente grazie anche alle colleghe che sono state in alcuni momenti le mani, il cuore, il tempo dietro, insomma, questo lavoro. Bene. Consegna il premio dal valore di 2.000 euro, oltre al valore intrinseco dell'oggetto che viene regalato, il presidente Marco Gasparini. Ci compattiamo anche in questo caso, Giada presente per testimoniare l'importanza dell'evento. Avanza un po' perché ho paura che tu sia sotto. Chi è dietro avanzi un po'. Ragazzi, fate 2 passi in avanti per favore, perché sennò c'è il buio del cartellone che vi copre. Ci stiamo tutti. Anche voi avete vinto, perciò facciamolo vedere. Facciamo vedere che avete vinto, ragazzi. In alto le mani, su. Non vergognatevi, non vergognatevi. Su in alto, su in alto. Belli felici. Più avanti. Ah, da giù e su. No, giù. Prima giù e dopo su. Adesso su le mani. Grazie ragazzi. Potete accomodarvi, le ultime 2 premiazioni, cioè gli ultimi 2 premi. Ci spostiamo quindi, saliamo d'età, secondarie di secondo grado, 2 sono le classi e le relative scuole premiate. Partiamo con il premio da 1.500 euro, secondo classificato, con il video Le valigie della memoria, è il liceo linguistico di San Daniele. Le prove d'evacuazione nelle scuole interrompono le lezioni e gli studenti si rifugiano sotto i banchi ridendo. Ma se fossero a casa e non fosse una prova, riderebbero ancora? Ruote che scorrono sulla strada, sui sanpietrini, sul pavimento. Valigie pesanti e leggere, trascinate controvoglia, come fossero la palla al piede di un carcerato, che al posto di essere chiuso dentro è confinato fuori. Un mucchio di bagagli raggruppati come un gruzzoletto di monete destinato ai risparmi. Sono i nostri bagagli d'emergenza, qualora si presenti l'eventualità. Molto toccante, immagino che lei sia un professore. Li fate studiare troppo, sicuramente stanno preparando le ultime verifiche e interrogazioni degli ultimi 3 giorni. In realtà mi hanno tirato pacco. Volevo essere un po' più poetica. Avvicinatevi pure. Bravi però, insomma, per arrivare secondi ce l'hanno messa tutta. È una classe molto virtuosa, piccolina, molto virtuosa. Eravamo avanti col programma, abbiamo detto prendiamoci 2 giorni per fare un cortometraggio e abbiamo partecipato. Grazie mille per questo. E siete arrivati secondi. Perciò il direttore generale Sergio Copetti le consegna al professore. Al professore le hanno tirato pacco. Magari ci guardano in diretta, allora li sgridiamo un pochino, facciamo la foto. Le evitiamo di alzare le braccia. Glielo risparmiamo. Grazie professore. Delle scuole secondarie di secondo grado vince il primo premio, quindi il regalo, il cadeau è 2.000 euro da spendere nel migliore dei modi per crescere ancora di più, con il video L'Orcolat, 6 maggio 1976, la classe quarta C di Gemona del Friuli. Del liceo scientifico di scienze applicate. Un rabbioso che viene dalla terra dura un interminabile minuto, in cui i pavimenti e le mura oscillano, fortissimo. Le porte si aprono, anche i muri si aprono, le case si aprono, le lancette degli orologi si fermano alle 9 di quella sera. Intanto macerie, dolore, paura, smarrimento. In 45 comuni disastrati, tra il 50 e il 90% delle abitazioni sono crollate o diventate inagibili. Si è verificato il 5° peggiore evento sismico mai accaduto in Italia nel XX secolo.
Complimenti ragazzi, complimenti ai docenti, avvicinatevi pure. Avete vinto quindi il primo premio, come si diceva, 2.000 euro e soprattutto la soddisfazione di essere qua sul palco e di aver scritto anche voi un'importante pagina della storia. Consegna il premio il vicepresidente Giuseppe Varisco a uno di voi. Grazie. Grazie. Professoressa, avete fatto un eccellente lavoro. Beh, grazie. Abbiamo fatto un grande approfondimento e con mia grande sorpresa i ragazzi in realtà erano molto preparati, sapevano tantissimo del terremoto e loro sono meno spaventati di noi quando si parla di questo. Noi come sentiamo tremare abbiamo subito una sensazione che ci ricorda questo momento terribile, invece per loro è un discorso normale, lo affrontano con grande serenità ma si sentono molto preparati, consapevoli, pronti e sanno benissimo di che cosa stanno parlando. Bravi, complimenti. Bravissimi, la commissione che ha valutato i lavori non a caso ha deciso che il vostro è stato il migliore fra tutti quelli presentati. Quindi ci facciamo una foto ricordo anche in questo caso, Giada in mezzo agli studenti che hanno vinto, anche il presidente, ecco ci accorpiamo un po'. No, allora è vero che non siete più bambini, però io la foto con le braccia in alto ve la chiederei. Prima in basso, giusto? Esonerato solo chi tiene in mano il premio. A meno che non lo voglia passare una professoressa. Allora, noi seguiamo le indicazioni della nostra fotografa. Dai, facciamolo. Torniamo bambini per un attimo, che è la cosa più bella che ci sia. Bravissimi. Bravissimi e congratulazioni. Potete accomodarvi, invece chiedo ai nostri ospiti e alle istituzioni di rimanere insieme a noi. Si conclude così questo appuntamento, prego, straordinario del giovedì prima di tutto, perché per chi non lo sapesse è un appuntamento che ritorna ormai da 4 anni. E questa è stata un'annata speciale, come si era detto, finora consacrata a questo tragico evento, ma soprattutto ai giovani, perché Prima Casa è consapevole del fatto che sono sia il nostro presente e anche il nostro futuro e quindi ha pensato di dare spazio proprio a voi ed è stata ripagata di questa fiducia con una serata e con dei lavori davvero straordinari. Prima, anzi vi ricordo prima che Giada è disponibile a firmare i libri che sono tra l'altro in vendita qui prima che usciate, quindi potete acquistarlo e farvi fare una dedica e un autografo da Giada. Giada che domani sera sarà nuovamente protagonista a Gemona del Friuli. Giada, ricordaci per favore a che ora e sempre qua. Allora, domani Gemona Attenzione del un attimo. Friuli alle 21:15 al cinema. Sabato sarò a Udine alle 17 sotto la loggia del Lionello e domenica a Resia alle 18:30 se non mi sbaglio. Approfittiamo perché poi riparte, riparte il giro per il mondo e c'è ovviamente anche per te un pensiero per la tua grande disponibilità, per questo dono prezioso che ci hai fatto, la tua presenza questa sera con noi che ha valorato ancora di più l'appuntamento del giovedì prima di tutto, quindi un bouquet di fiori e questo regalo che è sempre stato realizzato da persone con disabilità diverse, altrettanto valide rispetto alle nostre, vero Presidente? Sì, sì, la Fondazione Pontello sono attenzione, dei ancora un minuto diversamente ragazzi. abili che ci fanno dei pensieri, no? Che noi regaliamo. Grazie mille. Grazie. Grazie. Mille. Grazie. Io personalmente ringrazio tutti, un complimento a Prima Casa perché realizzare manifestazioni di questo genere ha significato, Sergio, un grande lavoro da parte di tutto lo staff, perché nessuno si è tirato indietro e con tutti gli impegni tra l'altro che già l'Istituto di Credito ha, si è aggiunto qualcosa in più che però vi ha arricchiti. Allora, la gioia è enorme, l'evento poi, quando ricordiamo a fine anno quelli che sono gli eventi di Prima Casa... Chiediamo ancora un attimo di attenzione ragazzi, scusate un attimo, l'ultimo minuto. Facciamo questo video che raccoglie un pochino tutti gli eventi e lì effettivamente è sempre un po' emozionante per noi perché vedere il far banca è una delle cose che facciamo, ma fare anche queste cose è il valore aggiunto per una banca piccola come la nostra. Mi aggiungo solo questo, Monica, perché devo ringraziare
chi ha portato avanti l'iniziativa e in prima battuta Marzia, vieni qua per favore, Mattia e Alberto. Ecco, sono che quelli hanno lavorato seguono, senza orario. Hanno lavorano lavorato senza orario e sono veramente un valore aggiunto. Sono bravissimi e non finirò mai di ringraziarli. straordinari. Bravi, bravi ragazzi. E ci hanno messo davvero il cuore. Ultimo ringraziamento, ma non ultimo, al professor Piero Sidotti che ci ha dato una mano nella commissione esaminatrice. Ci siamo divertiti. Abbiamo pianto, ma ci siamo anche divertiti. Grazie. Abbiamo pianto tutti. E domani sera, Grazie ricordiamolo, mille. alle 17:30 vi aspetta a Codroipo. Codroipo, 17:30, domani sera, per parlare di scienza, ma in un modo molto alternativo. L'aperitivo. Adesso attenzione perché c'è l'aperitivo, e perché il momento conviviale suggella tutti i giovedì prima di tutto di prima cassa, quindi potete mangiare delle cose deliziose e brindare a questa serata di successo. Grazie a tutti e con il giovedì prima di tutto ci vediamo dopo la pausa estiva. Arrivederci, grazie.